Buongiorno a tutti, benvenuti a questo terzo summit Aria Pulita per il Veneto sulla qualità dell'aria, chiaramente l'inquinamento atmosferico. Legambiente e Regione Veneto cercano proprio di mettere in dialogo tecnici, amministratori locali, esperti per cercare di trovare delle soluzioni condivise, no? Quello di condividere, cercare di dialogare è sempre il modo migliore per arrivare poi a delle soluzioni che possano essere anche di riferimento per gli amministratori locali. Io sono Giulia Sogna, ringraziandovi di essere qui oggi. Vi ricordo anche che l'evento è in diretta streaming sul canale della Regione Veneto, quindi ci potranno essere anche, se volete rivedere e poi riascoltare gli interventi, potrete farlo in quella sede. Una mattinata ricca di interventi, tanti gli argomenti, quindi non mi dilungo oltre. Lascio la parola a Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto. Grazie. Buongiorno, per noi è un momento molto importante questo di discussione sulla qualità dell'aria. È il terzo anno che proviamo a riunire decisori politici, tecnici, enti pubblici per ragionare insieme ai cittadini, a Legambiente, che è un soggetto, un'associazione, una parte sociale che prova poi a raccontare un tema così complesso alla cittadinanza e a divulgare all'interno della società civile, anche delle scuole, come abbiamo fatto quest'anno, quali sono le necessità in un territorio come quello della pianura padana, della Regione Veneto, che soffre, è inutile che lo ripetiamo continuamente, soffre di una condizione particolare, è inutile, più che inutile, superfluo ripeterlo continuamente, soffre di una condizione particolare rispetto alla sua orografia e che nel contesto in cui si trova ha una qualità dell'aria in questi anni abbiamo capito essere in leggero miglioramento e che ha comunque dei limiti rispetto a una progressione che nel contesto normativo ci preoccupa per quanto riguarda il futuro. Perché? Perché sappiamo che rispetto ai miglioramenti che abbiamo fatto si pone oggi un'asticella più alta con l'entrata in vigore della nuova direttiva europea, da poco entrata in vigore il 14 ottobre, che ascoltando i consigli dell'OMS, quindi dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, ci chiede di abbassare ulteriormente i limiti nel nostro territorio, nel nostro paese, e questo rende la sfida ancora più complessa, ancora più difficile per tutti noi, e lo rende in particolare per le istituzioni che qui riuniamo per provare a discutere insieme cosa si sta facendo, cosa si è già fatto, che è importante esserne a conoscenza, e cosa ancora si può fare nei vari comparti e settori emissivi per provare a, se non raggiungere, avvicinarsi il più possibile a un obiettivo che è quello di garantire una salute sana a tutti i cittadini. È, ripeto, una sfida complessa, siamo consapevoli che spesso sul tema dell'aria si fa facilmente populismo, chiamiamolo così, rispetto a alcuni temi come i blocchi del traffico, piuttosto che le domeniche ecologiche, piuttosto che le azioni di limitazione che spesso sono invise alla popolazione, ai cittadini, o non capite o non completamente comprese rispetto alla loro efficacia. Alcune di queste azioni magari hanno anche poca efficacia, ma hanno una grande sfondo culturale per una crescita della società, per comprendere i fenomeni e provare a cambiare anche il nostro stile di vita, perché è una battaglia che o l'affrontiamo tutti insieme, oppure difficilmente saremo capaci di raggiungerla solo con i blocchi, le limitazioni e con le imposizioni, ma dovremo essere tutti partecipi di un cambiamento collettivo che va, ovviamente, poi lo andremo a capire, dal cambiamento dei modelli produttivi, piuttosto che quelli di trasporto, piuttosto che quelli di attività agricola, piuttosto che quelli di riscaldamento e di efficienza dei nostri edifici, delle nostre abitazioni. Sono quindi temi che oggi andremo a sviscerare. Ci tengo a sottolineare che l'associazione per il terzo anno consecutivo ha realizzato un sondaggio presso le città, che ringrazio, capoluogo del Veneto, più le città con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, perché sono quelle che da più tempo hanno iniziato a affrontare il tema all'interno del contesto dell'accordo di bacino padano, e quindi le città con più di 30.000 abitanti sono state le prime ad essere coinvolte in un percorso
di ragionamento, diciamo, extraterritoriale, quindi per ragionare per area vasta, aree urbane più complesse su questo tema. Ci rispondono da 3 anni le amministrazioni a un questionario che sottoponiamo loro, ci fa molto piacere e ringraziamo molto le amministrazioni per questa disponibilità a fornirci di dati che oggi in parte racconteremo, ma che saranno comunque dati importanti che l'associazione, diciamo, di cui l'associazione farà patrimonio, e che divulgheremo anche quelli un po' più complessi, quelli che non siamo riusciti a mettere in fila perché magari sono diversi anche nella restituzione da parte dei comuni, ma sicuramente sono un patrimonio importante che ci piace aggiornare, ci piace rendere pubblico con il rapporto che presentiamo oggi. Negli anni abbiamo anche provato a sollecitare il tema della percezione, appunto, cioè portare nella società civile la consapevolezza, intanto capire la società civile come recepisce il tema, come pensa di conoscerlo, e provare poi invece a restituire appunto quelli che sono i risultati. Lo scorso anno facemmo un questionario di percezione presso le pubbliche amministrazioni a cui risposero all'incirca un 150 sindaci di tutti i comuni del Veneto, per noi un buon risultato rispetto, diciamo, all'ampiezza numero di comuni della nostra regione, e ci diedero, diciamo, alcuni risvolti, alcuni risultati interessanti rispetto a cosa si pensa appunto sulla qualità dell'aria. Lo scorso anno molti dissero che la qualità era peggiorata, ad esempio negli ultimi 10 anni, cosa che in realtà lo abbiamo scoperto già lo scorso anno non è, e altri temi di percezione che sono utili a capire su cosa agire sul fronte della comunicazione e dell'informazione. Quest'anno abbiamo invece virato verso le giovani generazioni, perché sono quelle a cui dobbiamo guardare con più attenzione, perché saranno anche gli amministratori del futuro, e quindi all'interno delle scuole abbiamo realizzato, anche qui grazie a Regione del Veneto e a ARPAV, che sono i nostri diciamo, sostenitori, partner di questo evento che realizziamo insieme e con cui ci confrontiamo per realizzare al meglio questo evento. Abbiamo realizzato 2 webinar formativi aperti agli studenti delle scuole degli istituti superiori del Veneto, a cui hanno partecipato più o meno 3.000 studenti, e ai quali abbiamo sottoposto anche a loro 2 test, in realtà poi li racconterà Francesco Tosato che ha coordinato l'aspetto appunto di attività con le scuole. Anche loro abbiamo sottoposto dei questionari legati alla percezione e alla conoscenza del tema, e anche lì sono usciti dei risultati interessanti. Qualcosa abbiamo anticipato in questi giorni, ma oggi vi daremo il risvolto. Ci danno questi elementi, diciamo, di uscita dal tecnicismo e di ingresso invece nel dialogo, nella società civile, ci danno un po' il quadro e della situazione rispetto a come possiamo far cambiare opinione su alcuni temi a chi è più restio a cambiare opinione, come possiamo rispondere ai dubbi o alle preoccupazioni della cittadinanza e delle giovani generazioni, e soprattutto capiamo anche a che punto è la discussione su questi temi all'interno della società, e noi siamo convinti che ha bisogno questo tema di essere sempre più pervasivo rispetto a cosa dobbiamo fare. Fino a qui abbiamo sempre parlato di quanto l'aria è inquinata, diciamo, abbiamo fatto e continuiamo a farlo, che è importante farlo, però dobbiamo fare uno scatto in avanti rispetto a discutere di cosa possiamo e dobbiamo fare, ed è questo l'obiettivo di questo summit, che vuole uscire da qui, ci auguriamo, con delle risposte, degli impegni e degli indirizzi per tutti. Mi fermerei qui e diamo il via alle sessioni. Grazie, allora io chiamerei qui direttamente, ringraziandoti Luigi, noi ci vediamo più tardi per le conclusioni. Io chiamerei Luca Zagolin, Paolo Giandon, Piero De Candia, Franco Sarto e Francesco Tosato. Vi sedetevi dove preferite, così cominciamo direttamente dai lavori di questa prima sessione. Esatto, magari Luca ti può fermare lì, così direttamente. Sì, come preferisci, stare in piedi, seduto, come vuoi. Ci siamo tutti? Come vuoi, lì c'è posto. Ok. Piero si autopresenta. Eccoci. Allora, buongiorno, Luca Zagolin, ARPAV, quindi questo lo metto poi appena inizia a parlare, e ci farà proprio un quadro sui dati della qualità dell'aria, no? Abbiamo visto, Luigi ha già anticipato tanti temi, vediamo allora insieme qual è appunto la situazione ad oggi. Prova? Sì, ok.
Adesso mi sentite? Sì, parlo da qui così mi vedete, se no qua sotto sono nascosto. Ci metterò un po' di più a cambiare le slide, ma non... La prima presentazione è una presentazione introduttiva. L'obiettivo della mia presentazione è quello di fornirvi un quadro molto sintetico della qualità dell'aria con gli ultimi dati disponibili e poi di entrare nel vivo della presentazione con l'analisi di quelle che sono le sorgenti emissive che poi influiscono primariamente sulla concentrazione degli inquinanti. In particolare ci focalizzeremo sul PM10. Riguarda la qualità dell'aria, gli ultimi dati dell'anno solare completo sono quelli del 2023, abbiamo raggiunto sicuramente una stabilità per quelli che sono il rispetto di tutti i limiti a lungo termine, quindi i limiti annuali, abbiamo il rispetto degli ossidi di azoto, abbiamo il rispetto per il PM10, valore limite annuale, per il PM2,5, per il benzene. Sono dati importanti perché ci rendono conto del fatto che oramai questo rispetto è un rispetto stabile da diversi anni. Prima del Covid, ad esempio, per il biossido di azoto, per il PM2,5 avevamo ancora dei superamenti sparsi. Dove dobbiamo concentrare in questo momento l'attenzione? Sicuramente sul valore limite giornaliero del PM10 che presenta ancora dei superamenti che sono abbastanza diffusi. Sono abbastanza diffusi e sono diffusi soprattutto nella pianura. Dobbiamo poi tenere d'occhio in particolare anche il benzopirene, che è il marker degli idrocarburi policiclici aromatici, è legato a doppio filo con la combustione delle biomasse ed è importante da tenere sott'occhio perché abbiamo ancora dei superamenti di un valore obiettivo che con la prossima direttiva che sta arrivando diventerà un valore limite, per cui saremo costretti a rispettare pena un inizio di una procedura di infrazione. Entrare nel vivo di quelle che sono poi le sorgenti emissive, è importante mettere a fuoco alcuni concetti sul PM10. Il PM10 che ha una variabilità nello spazio e una variabilità nel tempo. I grafici che vedete in questo momento ci descrivono quella che è la distribuzione mensile dei superamenti del valore limite giornaliero del PM10 nei capoluoghi di provincia del Veneto. 3 concetti fondamentali da ricordare. Innanzitutto la differenza che c'è tra la capacità dispersiva dell'atmosfera in montagna e in pianura. Vedete, i dati di Belluno sono molto chiari sia per il 2022 sia per il 2023, le stazioni che sono al di fuori della pianura padana sono ampiamente al di sotto di questo che è il valore limite più critico per il PM10, mentre se guardate tutte le stazioni in pianura, nei capoluoghi di pianura, vedete che tutto sommato tra il 2022 e il 2023 abbiamo delle variazioni nel numero totale di superamenti, ma tra di loro da Venezia a Verona sostanzialmente abbiamo un numero di superamenti che al di fuori di una variabilità meteorologica locale sono comparabili. Il terzo punto fondamentale da tenere ben presente è quello che in realtà i mesi in cui noi abbiamo la situazione più difficile per il PM10 sono sempre i mesi più freddi. Allora da un anno all'altro possono cambiare i mesi perché magari è successo un febbraio più freddo, un gennaio più caldo. Nel 2022 avevamo il mese di gennaio che è stato più critico, nel 2023 è successo a febbraio, ma tendenzialmente il trimestre che va da dicembre a febbraio è sempre il mese più critico, sono sempre i trimestri più critici in cui avvengono la maggior parte dei superamenti e dei fenomeni di accumulo. Cosa che dobbiamo tenere ben presente quando parliamo di PM10 è che la cinetica di formazione di questo particolato, che è una matrice molto complessa, è una cinetica che prevede diversi meccanismi di formazione. Quindi abbiamo un PM10 primario che deriva direttamente dalle emissioni, viene emesso direttamente come polveri, come particolato sottile dalle sorgenti, dai camini, dai tubi di scappamento delle auto, dei mezzi mobili, da quelle che sono ad esempio i punti di emissione dei nostri riscaldamenti domestici. Abbiamo poi una frazione secondaria invece che si forma in atmosfera per reazioni chimico-fisiche a partire da degli composti gassosi che sono a loro volta spesso inquinanti come gli ossidi di azoto. Queste due cinetiche di formazione del PM10 devono essere tenute ben presenti perché poi le rivedremo quando andiamo ad analizzare le fonti emissive. In particolare, l'ultimo punto, l'ultimo concetto da tenere a mente per vedere le slide successive è proprio quello della caratterizzazione di come è caratterizzato dal punto di vista chimico il particolato primario e secondario. Il particolato primario, quello che viene emesso come tale, ha una matrice carboniosa.
Pensiamo al fumo visto come fuliggine, come nerofumo, quello che dicevamo una volta. Quindi quello che è il particolato che viene emesso direttamente ha spesso delle concentrazioni di carbonio elementare organico che sono molto molto importanti, a differenza della matrice secondaria, della parte secondaria del particolato, che ha, pur avendo una frazione comunque organica presente, ha una differenziazione dal primario, soprattutto perché contiene molti ioni inorganici, in particolare nitrato e solfato d'ammonio, che sono gli ioni che si formano dalla reazione in atmosfera degli ossidi di azoto, dell'ammoniaca, che sono i precursori principali del PM10. Queste slide servivano per andare a mettere a fuoco dei concetti che ci serviranno adesso per capire l'analisi delle sorgenti emissive. Possiamo utilizzare per andare ad analizzare le sorgenti emissive è uno strumento classico, l'inventario delle emissioni che viene popolato da ARPAV e che contiene al suo interno, come dice la parola stessa, un inventario, una serie, una collezione di tutte quelle che sono le possibili emissioni in atmosfera, sia diffuse e sia puntuali, quindi sia da un camino di un'azienda che diffuse, quindi dal riscaldamento domestico piuttosto che dal traffico veicolare, e questo grazie a un'elaborazione della documentazione. Per redigere un inventario ci vogliono circa 2 anni. Al termine di questa collezione di tutte queste informazioni siamo in grado di capire per ogni inquinante quali sono le sorgenti emissive principali. Nel grafico sono indicate i 3 inquinanti fondamentali, quindi il PM10 inteso come PM10 primario e i 2 precursori del PM10, ossidi di azoto e ammoniaca. Vedete che per ciascuno di questi inquinanti noi abbiamo un settore emissivo che l'inventario delle emissioni ci dichiara come settore prevalente di emissione, e le percentuali sono percentuali importanti. Mi giro, ad esempio, per quanto riguarda il PM10 primario, vedete che il riscaldamento domestico ha un ruolo del 68% rispetto al totale di emissione del particolato primario. Questo è molto importante se pensiamo che di quel 68% circa 3/4 derivano dalla combustione delle biomasse. Quindi abbiamo un settore emissivo molto preciso su cui focalizzarci. Se parliamo di ammoniaco, ovviamente ci viene in mente, è abbastanza logico pensare al comparto agrozootecnico, quindi la fertilizzazione piuttosto che la gestione dei reflui da parte delle aziende dà le emissioni di ammoniaca praticamente totali da questo punto di vista per questo tipo di sostanza. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, è importante andare a vedere che il traffico, inteso come traffico veicolare e traffico off-road, il traffico off-road sono le macchine operatrici, i trattori, tutto quello che non viaggia su strada, le motrici dei treni a diesel, gli aerei, contribuiscono insieme, anche in questo caso, per quasi il 70%. Abbiamo quindi dall'inventario delle emissioni già un'idea molto chiara di quali sono, rispetto al particolato primario e ai suoi precursori, le sorgenti principali. È interessante però, e questo è l'obiettivo di questa presentazione, fare un passo in più. Durante questi anni, all'interno del progetto Prepare, è stato fatto uno studio che è partito da un presupposto diverso, e l'idea è stata questa: campioniamo il particolato tutti i giorni in diversi siti disposti in tutto il bacino padano, Milano, Torino, Bologna, Vicenza. Questi erano i super siti su cui è stato fatto questo tipo di studio, e andiamo a vedere sul particolato campionato, sui filtri di particolato, qual è la composizione chimica del particolato. Capite che rispetto all'inventario delle emissioni è un approccio totalmente opposto. Partiamo da quello che troviamo sui filtri e cerchiamo di capire se da quello che troviamo sui filtri siamo in grado di ritrovare le stesse sorgenti emissive o comunque una matrice emissiva comparabile con quello che abbiamo ottenuto con l'inventario delle emissioni. Il progetto Prepare è un progetto molto lungo, è partito nel 2017 e i dati che vedremo adesso sono dati che riguardano il campionamento dei filtri dal 2018 al 2022, quindi è una fonte di dati estremamente robusta su cui possiamo lavorare. Quello che vedete qui, la prima torta, riguarda sostanzialmente il contenuto del particolato medio a livello di bacino padano, quindi queste sono tutte le stazioni Supercity messi insieme, è stata fatta una media dei contenuti. Vedete delle cose molto interessanti. In basso a sinistra nel grafico vedete il settore verde e il settore nero sono la frazione carboniosa
del particolato, carbonio elementare, sicuramente di origine primaria, carbonio organico, in parte di origine primaria, in parte anche secondaria, ma legato comunque alle combustioni, questa è la cosa fondamentale. Quindi questo ci permette di capire che questa è una frazione di particolato che arriva in buona parte dal riscaldamento domestico. Nella parte destra, in azzurro e in giallo, vedete invece i settori che riguardano il nitrato e il solfato d'ammonio, che sono i famosi sali inorganici che fanno parte della cinetica secondaria del PM10, quella che si forma in atmosfera. Vedete che anche qui abbiamo comunque un contributo che è molto significativo. Quindi un quarto carbonio, circa un altro quarto, siamo arrivati a vedere l'inorganico, poi abbiamo una piccola parte che è di origine terrigena, crostale, sono le polveri di risollevamento, diciamo, del suolo. Non è detto che siano eventi naturali, ci sono anche gli eventi naturali, avete sentito parlare di avezioni sahariane o di spostamento di sabbie del deserto, ma in questo caso molto spesso questo tipo di particolato di origine crostale deriva dal risollevamento delle polveri, cantieri, traffico veicolare, che risospendono anche le polveri al suolo. C'è un 26% in bianco, è il non determinato, in realtà sappiamo abbastanza bene cosa c'è là dentro. Il particolato, una buona parte di quella massa di particolato è umidità, è acqua. Siamo in pianura padana, l'umidità in inverno è molto elevata, quindi quel non determinato contiene dei composti che o non sono interessanti per questo tipo di valutazione o spesso sono appunto parte di acqua che riguardano il particolato. In realtà ho messo un po' il carro davanti ai buoi. Ho già dato, per semplicità all'inizio, la composizione del particolato come media su tutto il bacino. In realtà, prima di fare questa operazione, era lecito chiedersi se tutti i punti di campionamento, Milano, Torino, Bologna e Vicenza, fossero effettivamente tra di loro confrontabili per composizione di particolato, altrimenti fare una media avrebbe avuto poco senso. Questo è stato uno dei probabilmente risultati più importanti che abbiamo ottenuto col Prepare, perché abbiamo visto, e potete vederlo voi dal rapporto che c'è tra le lunghezze dei colori, quindi dal rapporto che c'è tra le composizioni chimiche, che tutti i campioni che sono stati presi all'interno delle diverse stazioni di prelievo avevano una composizione che era molto simile. E questo è un risultato fondamentale perché ci dice due cose importanti. La prima è che possiamo considerare veramente il bacino padano come un bacino aerologico unico, quindi che noi ci troviamo a Vicenza, a Milano, a Torino, anche se le concentrazioni, vedete la lunghezza orizzontale degli istogrammi decide qual è la concentrazione media che si è rilevata durante tutto il periodo di riferimento, e vedete che le concentrazioni medie tra di loro, tra i diversi siti, possono essere anche molto diverse dal punto di vista del totale in concentrazione. Se vedete, Bologna ha una concentrazione nettamente più bassa di Torino come totale, ma il rapporto tra i vari tipi di composizione chimica sono esattamente identici. Questo è veramente un risultato molto importante, perché ci dice anche che il modo di reagire, il modo di provare a ridurre questo inquinamento atmosferico deve essere un modo, una modalità, una pianificazione, una politica unica, che è una politica di bacino. Ecco, questo è l'ultima slide che riguarda questo studio, e anche questo è molto importante perché ci racconta cosa possiamo fare negli eventi emergenziali. Nella torta di sinistra voi vedete la composizione del PM10 nei 3 mesi invernali quando non superiamo il limite, quindi quando le concentrazioni di particolato sono abbastanza basse, diciamo. Nella torta di destra invece vedete cosa succede, quindi abbiamo raggruppato solo i giorni in cui il PM10 supera il valore limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo. Lì dentro, essendo i mesi di dicembre, gennaio e febbraio di tutti i 4 anni di campionamento, abbiamo fenomeni di accumulo importanti. Guardate cosa succede nella parte destra, il settore blu. Quando noi abbiamo un fenomeno di accumulo, aumenta la parte secondaria di particolato. La parte primaria ovviamente resta quasi uguale perché le emissioni da riscaldamento continuano in maniera abbastanza costante. Quello che cambia è la capacità dell'atmosfera di far reagire i composti, gli ossidi di azoto, l'ammoniaca per formare particolato secondario. Quando ci sono i fenomeni di accumulo, il nostro bacino padano diventa come un grande reattore che diventa molto efficiente nel produrre la frazione secondaria.
Cosa ci dice questo dal punto di vista delle reazioni? Che in caso di emergenza ovviamente non si può pensare di andare a ridurre anche nelle misure emergenziali durante i periodi di accumulo solo l'una o l'altra sorgente. Bisogna avere anche nelle misure emergenziali un approccio che tenga conto sia della parte primaria, ripeto 25% circa, sia della parte secondaria che può arrivare anche al 30-40%. E anche i piani ovviamente, poiché questi dati chimici confermano quello che ci ha detto l'inventario delle emissioni, e questo è veramente un dato estremamente robusto, devono, come succede anche per i piani che sono attualmente in vigore o che sono in fase di approvazione, lavorare a 360 gradi. Vi faccio vedere solo questo, questi sono gli scenari di piano che sono inseriti nel piano in approvazione, PRTRA, in approvazione in aggiornamento qui in Regione Veneto, e vedete come lo scenario tiene conto sia del PM10 primario, sia degli ossidi di azoto, sia dell'ammoniaca. Perché? Perché devono essere decisi degli obiettivi di riduzione delle emissioni su tutti e tre, almeno questi tre inquinanti, per poter riuscire ad arrivare al rispetto del valore limite finale, del valore limite giornaliero del PM10. E questo, con lo scenario che abbiamo fatto per il piano a supporto della Regione, si vede che andando a ridurre attraverso le misure questi tre inquinanti si riesce ad arrivare a compliance, al rispetto dei limiti. Spero che possano essere utili per poi le discussioni successive, le presentazioni successive. Allora, il particolato atmosferico è sicuramente un inquinante che è caratterizzato da diversi meccanismi di formazione. Questo lo rende difficile da ridurre, da abbattere. È quindi importante riuscire a ragionare su più inquinanti, sia sulla frazione primaria che su quella secondaria. Le sorgenti emissive, l'abbiamo visto in questo momento da un approccio di tipo inventario, da un approccio chimico, sono confermate. Le sorgenti emissive chiave sono sicuramente il riscaldamento domestico, il traffico, l'agricoltura, in parte anche le attività produttive, su cui però già la legislazione vigente in tema di autorizzazioni fa molto. La caratterizzazione chimica del particolato ha messo in evidenza una cosa fondamentale, che il bacino padano è molto omogeneo, addirittura dal punto di vista della composizione chimica negli stessi giorni tra Torino e Vicenza, per capirsi, tra Vicenza e Bologna, quindi stiamo ragionando in un unico bacino areologico. E ovviamente i piani di risanamento della qualità dell'aria, quelli della Lombardia e del Veneto, hanno già nella loro ultima edizione in pancia questo tipo di informazione, perché si rivolgono ai settori emissivi a 360 gradi, anche nella parte emergenziale delle misure, come succede, vedete le misure, le ordinanze che sono applicate durante l'inverno, si rivolge sempre ai tre settori emissivi senza mai dimenticarsi di uno o dell'altro. Vi ringrazio per l'attenzione, io ho concluso. Grazie. Grazie. Ecco, è stato nominato, no? Già il dottor Zagolini ha nominato il piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, che è in aggiornamento in quest'anno, quindi mi rivolgo proprio a Paolo Giandon. Di là, può andare là così riesce a vederlo. Come preferisci. Grazie, quindi Paolo Giandon, direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica per la Regione. Prego. Grazie. Allora io parto prendendo atto insomma, no, di quello che il dottor Zagolin vi ha presentato, che è sostanzialmente riportato in sintesi tutta la consistente parte iniziale di analisi di cui la pianificazione ha bisogno per decidere, no, quali sono le azioni che il piano deve mettere in atto per raggiungere quegli obiettivi che erano riportati nella penultima slide. Quindi in breve il piano, come tutti i piani di settore, anche il piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera è composto da queste parti che vedete qui riportate, quindi c'è un quadro normativo pianificatorio importante, perché soprattutto quando parliamo di qualità dell'aria dobbiamo tener conto che dobbiamo fare riferimento a una direttiva europea che attualmente, come è stato detto, non stiamo rispettando, quindi c'è stata una procedura di infrazione, una sentenza di condanna, di recente anche una lettera emessa in mora, quindi con possibilità di sanzioni, e pertanto insomma dentro questo quadro dobbiamo ragionare. Poi c'è un'analisi abbastanza diffusa che, ripeto, il dottor Zagolin ha riportato in sintesi,
su qual è il contesto della nostra regione, quindi tutto l'aspetto anche di zonizzazione, cioè di come la qualità dell'aria presenta caratteristiche diverse da una zona all'altra della nostra regione, e c'è anche una valutazione del trend, dell'andamento, no? Di qual è la situazione attuale, tenendo conto da dove veniamo, quali sono gli sforzi che anche sono stati fatti e i risultati che sono stati sin qui raggiunti. E poi c'è tutta una approfondita valutazione di quali sono le emissioni, naturalmente in termini di stima, no? Le emissioni sulla base dell'inventario che ARPA aveva a disposizione, ma anche un tentativo di capire quali sono gli scenari futuri e in particolare come questi scenari potrebbero essere differenti a seconda delle azioni e dell'intensità con cui queste azioni vengono messe in campo. Sulla base di questi scenari si decide, no, che cosa è più opportuno fare da qui ai prossimi anni. E questo piano guarda al 2030 come anno in cui sicuramente dovremmo rientrare nei limiti della direttiva vigente, però come è stato detto c'è anche appena approvata una nuova direttiva europea che prevede obiettivi più sfidanti, limiti più bassi, con cui bisognerà a breve confrontarci, e quindi è probabile che si dovrà rimettere mano tra qualche anno al piano proprio in considerazione di questi nuovi obiettivi. Nella prossima, semplicemente qua vorrei dire che il documento di piano ha una complessità maggiore rispetto a quello che è il piano in sé, perché si porta dietro anche una necessità di valutazione ambientale strategica che è prevista dalla normativa, quindi c'è anche un rapporto ambientale, c'è una valutazione di incidenza ambientale che deve essere fatta, c'è una normativa di piano che serve a indicare quali sono le disposizioni normative che si vogliono impartire, no, a tutti i soggetti che devono rispettare le indicazioni contenute nel piano, e in particolare vorrei fare riferimento a questa appendice 1 che è la scheda delle misure di piano e che si è voluto in questa versione sviluppare in maniera un po' più dettagliata e approfondita di quanto non fosse nel piano vigente, principalmente perché c'è una necessità che è stata rilevata di maggior coinvolgimento di tutti i soggetti che sono tenuti all'applicazione di queste misure di piano, perché come vedremo e come è già stato detto, le misure di piano intervengono su diversi settori che non sono spesso, per la maggior parte, sotto il controllo, sotto la governance della parte dell'amministrazione pubblica che si occupa di ambiente e di qualità dell'aria. Sono misure che intervengono sui trasporti piuttosto che sull'energia, piuttosto che sull'agricoltura, quindi per noi come struttura regionale che abbiamo predisposto questo piano ci è stato necessario coinvolgere tutte le altre strutture, i nostri colleghi, le altre strutture regionali che si occupano di questi specifici settori e che devono con noi condividere i contenuti di queste azioni, di queste misure. Perché altrimenti, se questa condivisione manca, succede che noi stabiliamo delle cose da fare che però poi non trovano gambe, no, nella quotidiana e ordinaria amministrazione dei vari aspetti insomma, che sono competenza dell'amministrazione regionale, ma anche delle amministrazioni poi provinciali e comunali. Se andiamo avanti, brevemente, prima di entrare nel merito insomma, a grandi linee di quali sono le misure, facciamo un attimo un focus di a che punto siamo. Come saprete c'è una norma, il DL 121 del 2023, che prevede che le regioni del bacino padano debbano aggiornare i loro piani sostanzialmente entro la fine del 2024, questo anche per dare risposta, no, alla procedura di infrazione e alla sentenza di condanna che abbiamo sostanzialmente.
e quindi il percorso dopo l'adozione da parte della Giunta è stato quello di attivare, come prevede la normativa, la consultazione dei soggetti competenti e le autorità ambientali sostanzialmente, che deve essere di almeno 30 giorni, è stata anche aperta alle osservazioni da parte del pubblico, di tutti i soggetti interessati che avessero voluto esprimere suggerimenti e osservazioni. Questa fase si è conclusa il 15 luglio. Dal 15 luglio ad oggi ci siamo presi il tempo per ritornare a consultare tutte le strutture regionali per verificare se le controdeduzioni, le osservazioni fatte e le controdeduzioni d'ufficio rispondevano, diciamo, prima di tutto se rispondevano alle osservazioni, perché su determinati aspetti tecnici che non sono di competenza nostra logicamente non potevamo rispondere, soprattutto per capire se le azioni così come andavano modificate a seguito delle osservazioni erano poi attuabili, cioè se le varie strutture competenti ritenevano, no, che le modifiche fossero sostenibili poi e applicabili. Ecco che siamo arrivati ora quindi a trasferire tutto questo lavoro che è stato fatto per correggere e migliorare il piano di risanamento dell'atmosfera, e il materiale è in corso di trasferimento ai colleghi che si occupano di valutazione ambientale strategica, perché ci sia, diciamo, l'espressione del parere di assoggettabilità o meno alla procedura di VAS. Successivamente il piano dovrà andare al parere della seconda commissione consigliare, e se il parere sarà favorevole la Giunta, questo secondo la nostra normativa, secondo il testo unico ambientale, secondo la nostra normativa regionale, la Giunta approverà definitivamente l'aggiornamento di piano. Quindi diciamo che orientativamente contiamo di concludere tutto questo lavoro con il mese di gennaio 2025. Nel frattempo però, tornando al quadro normativo, insomma, vi ricorderete tutti che erano state approvate delle misure straordinarie in applicazione di quelle che erano le intese dell'accordo del bacino padano, con una delibera, la 238 del 2021, che prevedeva che queste misure straordinarie avessero una durata triennale, per cui la scadenza era 30 aprile 2024. Ci saremmo trovati scoperti quindi alla scadenza della validità di queste misure fino all'approvazione del nuovo piano, e pertanto con una delibera di luglio quelle misure straordinarie sono state prorogate fino all'approvazione del piano. Quindi attualmente valgono le misure e le azioni di risanamento dell'atmosfera che sono definite da quella delibera del 2021. Ecco, riguardo quindi a quali sono le misure e le azioni operative, no? Quindi ogni misura, come vedremo, è suddivisa poi in più azioni operative, proprio per, come dicevo all'inizio, cercare di meglio dettagliare quelle che sono le cose che ciascun soggetto è chiamato ad attuare. E già si vede dalla numerosità delle misure quali sono i due settori in cui si vuole intervenire maggiormente. Questo è un po' una conseguenza di quello che il dottor Zagolin ha detto, no? Si vuole intervenire soprattutto nell'ambito energetico, quindi principalmente del riscaldamento, diciamo, uso civile, e nell'ambito dei trasporti per, diciamo, sia come promozione dell'utilizzo collettivo dei mezzi pubblici, quindi per ridurre comunque l'utilizzo dell'auto, sia anche per il rinnovo del parco veicolare, che comunque ha dimostrato, no, in questi, diciamo, ultimi 20 anni di avere un effetto anche significativo sul miglioramento della qualità dell'aria. E poi alcune azioni che riguardano l'ambito dell'agricoltura, che abbiamo visto è un altro dei settori responsabili, no, delle emissioni che causano i superamenti, e nell'ambito produttivo. E su questo c'è da dire che, se guardiamo agli ultimi 20 anni, per come si sono evolute, anche come si è evoluto lo scenario emissivo, il contributo della parte delle attività produttive si è molto ridotto, quantomeno in percentuale, rispetto a quella che era la situazione
di inizio anni 2000. Questo perché logicamente anche il settore produttivo a sua volta si è evoluto, alcune attività sono cessate, altre si sono trasformate, convertite in processi produttivi più sostenibili dal punto di vista ambientale, quindi diciamo, le azioni che questo piano prevede nell'ambito produttivo probabilmente sono meno significative rispetto agli altri settori, ma il motivo principalmente è di questa natura. Se andiamo alle azioni operative, anche qua complessivamente vedete sono un centinaio, circa poco meno di 100, anche qua gli ambiti che sono in maniera più significativa interessati a queste azioni sono sempre gli stessi dell'energia e dei trasporti. Il monitoraggio che il piano prevede è a cadenza biennale per quanto riguarda le azioni, le misure diciamo, e a cadenza annuale per quanto riguarda le azioni operative. Anche sul monitoraggio c'è da dire che, come per la costruzione delle misure, anche per il monitoraggio, per quanto riguarda la governance del piano, ci si vorrà avvalere molto della collaborazione delle altre strutture regionali competenti per i vari settori interessati, perché riteniamo che sia un modo, no, per garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Se andiamo avanti, ecco, qua semplicemente è per sottolineare il fatto che il piano prevede sia misure che riguardano divieti e limitazioni e misure che invece sono più strutturali, perché, come ben diceva anche il dottor Zaccolin, quindi non sto a ripetermi, i due ambiti in cui ci si deve muovere sono entrambi, cioè le limitazioni e l'incentivazione, diciamo così, le misure strutturali, le modifiche che poi diventano permanenti, no, alle modalità del trasporto piuttosto che del riscaldamento, degli altri ambiti che sono, in cui bisogna intervenire, devono tra loro contemperarsi ed integrarsi, perché entrambi sono necessarie per quanto riguarda i divieti e limitazioni, soprattutto logicamente nel periodo invernale, che è il periodo, come è stato mostrato prima, in cui si manifestano poi le situazioni di superamento. Questo è già stato detto riguardo alla temporaneità, quindi di determinati interventi, mentre interventi strutturali logicamente gli interventi di limitazione devono essere complementari a quelli strutturali. Se andiamo avanti, brevemente, quindi veniamo all'ambito energetico. Una cosa che vorrei sottolineare adesso, senza elencare, anche per brevità, ma senza elencare tutte le misure, quello che mi preme sottolineare è questo: quello che vedete in carattere colorato sono le modifiche rispetto al piano vigente. Questo per evidenziare il fatto che già il piano vigente è molto ricco di azioni, interventi, è già piuttosto completo e strutturato per dare risposta alle necessità di miglioramento della qualità dell'aria. Le difficoltà che abbiamo diciamo, evidenziato dall'analisi su quello che è stato fatto è legata principalmente ad una, se vogliamo, scarsa attenzione dei soggetti che dovrebbero applicare, o scarso coinvolgimento meglio, dei soggetti che dovrebbero applicare quelle azioni, e pertanto le azioni, pur essendo elencate e previste, fanno difficoltà ad essere attuate. Fanno difficoltà logicamente anche per problemi di natura economica, perché le risorse che sono a disposizione dell'amministrazione pubblica per attivare determinate azioni, porto ad esempio il trasporto pubblico locale, ad esempio, no, che soprattutto per la realtà della nostra regione ha una serie di difficoltà gestionali e di necessità anche economiche per il sostentamento. Chiaramente ci vorrebbero probabilmente molte più risorse per mettere in campo tutte quelle azioni che sono necessarie a ridurre ulteriormente l'utilizzo degli autoveicoli e quindi a realizzare il miglioramento della qualità dell'aria. Quindi in ambito energetico si sono rafforzate alcune misure, in particolare relativamente alla combustione delle biomasse, che, come è stato evidenziato, è uno dei settori
diciamo maggiormente responsabili del particolato primario, della produzione del particolato primario, e in particolare alcuni aspetti relativi al registro degli impianti termici, piuttosto che alla necessità di attivare controlli e quindi di prevedere delle possibilità anche di compensazione dei costi che questi controlli possono comportare. Se andiamo avanti, sì. Ecco, il ricorso alle fonti rinnovabili e l'aspetto dell'efficientamento energetico degli edifici sono altre misure significative in questo ambito, e se anche col PNRR qualcosa, soprattutto in termini di efficientamento degli edifici pubblici, insomma alcune risorse sono state messe in campo, sicuramente ci sono ancora, per quanto, anche per gli edifici di proprietà della Regione, tanto per dirne una, insomma c'è ancora molta strada da fare, e quindi è importante tenere il focus sulla necessità di intervenire in questi ambiti. C'è poi, questi sono solo alcuni esempi che riguardano l'utilizzo delle apparecchiature per la combustione delle biomasse, ma non entro nei dettagli, casomai se poi c'è qualche domanda. Per quanto riguarda i trasporti, qua si prevedono misure sia per il rinnovo del parco veicolare, quindi per la sostituzione dei veicoli. Recentemente abbiamo iniziato anche, mentre finora sono stati predisposti bandi per l'incentivazione solo rivolti ai privati cittadini, recentemente abbiamo aperto anche dei bandi per le imprese, quindi per la sostituzione dei veicoli da parte delle piccole imprese, e stiamo attivando adesso anche un bando per la sostituzione dei veicoli da parte delle pubbliche amministrazioni, quindi cerchiamo insomma di allargare anche l'ambito di intervento. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, naturalmente anche qua ci rifacciamo, ecco, alle iniziative che stanno mettendo in campo i colleghi che seguono le infrastrutture, quindi il trasporto pubblico locale, ma attiveremo anche direttamente con le risorse che abbiamo a disposizione noi delle forme di incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale tramite degli sconti sugli abbonamenti annuali. Probabilmente questa è la misura che attiveremo. Andiamo avanti, che devo concludere. Sull'agricoltura principalmente diciamo che le azioni devono essere rivolte al contenimento degli stoccaggi di effluenti, perché è da là che l'ammoniaca, e alla gestione poi degli allevamenti fatta in modo tale che le emissioni di ammoniaca siano ridotte, e sulla sostituzione dell'attrezzatura per la distribuzione dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici sul terreno, perché l'incorporazione diretta anziché la distribuzione sulla superficie abbatte moltissimo le emissioni di ammoniaca. Anche su questo con i colleghi dell'agricoltura della Regione siamo in stretta collaborazione per prevedere sia misure all'interno dei piani che loro hanno di sviluppo rurale, ma anche delle misure aggiuntive finanziate con fondi, diciamo, lato ambiente. E l'ultimo, sul divieto di sì, vai avanti. L'ultimo ambito è quello produttivo, sul quale abbiamo avuto anche un'interlocuzione con Confindustria e altri soggetti di rappresentanza del mondo produttivo, proprio perché c'è la possibilità, che è prevista soprattutto per le aziende che sono in AIA o che hanno delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, c'è una possibilità da parte delle autorità che concedono le autorizzazioni di intervenire anche sui limiti emissivi, no? E quindi prevediamo anche una progressività di riduzione di questi limiti, perché spesso le tecnologie e gli impianti di abbattimento delle emissioni consentono di rispettare questi limiti, quindi crediamo che sia corretto accompagnare anche il mondo delle attività produttive verso una maggior consapevolezza di ridurre le emissioni che potenzialmente provocano un peggioramento della qualità dell'aria. Mi pare di aver concluso e sono qua a disposizione per eventuali domande. Grazie a voi. Grazie.
Allora eventualmente poi se qualcuno fosse interessato le presentazioni possiamo metterle a disposizione così da approfondire ancora meglio gli argomenti. Intanto grazie, quindi adesso passiamo proprio al territorio, all'impegno dei comuni. È stato già nominato il questionario di quest'anno, quindi passerei la parola a Piero De Candia, direttore di Legambiente Veneto, così da vedere insieme i risultati del questionario. Grazie mille. Proverò ad essere breve, però vorrei partire tanto con dei ringraziamenti, in particolare per la realizzazione e per la collaborazione nella realizzazione di questa iniziativa che ogni anno ci pone, ci fa riflettere su la qualità dell'aria, che è fondamentale per i nostri territori e ci fa anche e ci spinge anche a prendere delle decisioni molto rilevanti. Per questo vorrei ringraziare Regione Veneto e ARPA Veneto per la collaborazione, i comuni che quelli sopra i 30.000 abitanti, che ogni anno ci dedicano del tempo a compilare i questionari, e realmente siamo arrivati anche ad una compilazione del questionario molto approfondita, che ci consente di avere dei dati reali. Il ringraziamento a Giulia Assonia e alla nuova ecologia, alla rivista per cui cosa vuole per la moderazione dell'evento, e grazie a tutto lo staff di Legambiente che ha collaborato e ha creato questa iniziativa. È il terzo anno di monitoraggio delle attività che i comuni mettono in campo. Abbiamo visto qualche variazione, siamo molto stabili, e capiamo anche che il mettere in campo delle attività da parte dei comuni è molto impegnativo e laborioso. Sicuramente si vede un avanzamento per ciò che riguarda i piani, quindi i PAESC e i PUMS, anche se i PUMS stentano un po' ad arrivare alla fase di approvazione finale. Vediamo per ciò che riguarda i regolamenti edilizi, e siamo attenti che nel piano area ci siano delle indicazioni in tal senso che pochi comuni, anzi nessuno dei comuni, ha messo banalmente il divieto di camini aperti nelle abitazioni nuove. Questo implica che il camino aperto venga inizializzato, quindi abbiamo forse il picco maggiore di emissioni di PM10. L'unico è il comune di Verona che ha indicato che lo sta inserendo nell'aggiornamento del regolamento. Altro tema importante è quello della mobilità. Abbiamo visto come la maggior parte dei comuni ha aderito al Movin, il sistema per cui do dei chilometri al cittadino in cambio di una deroga. Questo sistema, a nostro avviso, dovrebbe essere potenziato, nel senso che potrebbe essere il sistema con cui vado a eliminare la maggior parte delle deroghe delle ordinanze da Cali. Cioè il Movin deve essere messo in, tra virgolette, in alternativa alle deroghe. A quel punto ha senso
che si attivi. Poi alcuni ci segnalavano la difficoltà meccanica proprio c'è l'aderire al VIN per ciò che riguarda i siti, iscrizione, eccetera. Si vede chiaramente che i comuni si stanno spostando verso, c'è una transizione verso le coso elettrico con la diffusione delle lonnine e dei punti di ricarica, ma stanno anche puntando molto sull'intermodalità. Qui va sottolineato il risultato ottenuto dal comune di San Donà, che ha il maggior numero di metri per abitante di pista ciclabile. Altro aspetto, e concludo, che mi preme sottolineare, altri due aspetti: l'interesse per lo sharing modale e per la micromodalità, dove c'è i risultati li vedete nel questionario, otteniamo dei risultati straordinari. Abbiamo milioni di viaggi che si spostano su quel mezzo. Sono rimasti pochissimi fondi per i cittadini, vale la pena segnalare il comune di Treviso, che ha mantenuto gli incentivi per la sostituzione delle calzadaie. E ultima cosa, nelle politiche dell'ente va sottolineato come il comune di Padova, per esempio, attivi lo smart working in caso di emergenza rossa. Cioè, nel regolamento di smart working, quando l'allerta di evento rossa può essere uno dei motivi per allargare lo smart working a tutti. Ecco, questi sono un po' gli stimoli che vogliamo lasciare. Grazie. Grazie. Io vi ricordo che ovviamente nella cartellina qui trovate i risultati del sondaggio e ovviamente anche online. Con questo passerei la parola a Franco Sarto, prego, Presidente di Lega Ambiente Alta Padovana, proprio per entrare sulle quelle esperienze che sono state svolte anche grazie al coinvolgimento dei territori e dei circoli. Prego. Scusate la voce, è appunto l'uso nel territorio dell'Alta Padovana dei sensori a basso costo, così chiamati o chiamati centraline a basso costo. In comunità europea che dice che queste centraline si prestano molto ad esperienze di citizen science e noi abbiamo cercato di fare questo. Queste centraline non servono certo per stabilire il limite poi che ha conseguenze legali, questo è il compito dell'ARPA, degli enti istituzionali, ma per fare altre cose. Quali sono queste altre cose? Intanto siamo partiti prendendo le nostre centraline e facendo una sperimentazione con la stazione dell'ARPA dell'Alta Padovana. I risultati, dopo 1 anno e mezzo di sperimentazione, sono stati: i sensori sono attendibili, almeno con concentrazioni di umidità relativa inferiore a 85%. Quando l'umidità relativa è superiore, quindi anche 90-95, è meglio usare, abbiamo visto che allora il dato diventa molto attendibile, queste centraline con riscaldatore che scioglie appunto le goccioline d'aria. In generale la sperimentazione ha mostrato che i sensori a basso costo sottovalutano leggermente rispetto alla centralina dell'ARPA, e questo non ci va neanche male, essendo in mano questi dati a persone che non sono molto competenti, alle volte per nulla, quindi è meglio che ci sia
questa sottovalutazione. I dati sono pubblicati, appunto qui abbiamo l'autore principale, il dottor Zagolin, su Ecoscienza. E dopo questa, chiamiamola tra virgolette, taratura, non è una vera e propria tanatura, abbiamo piazzato circa una quindicina di questi sensori nel territorio dell'Alta Padovana, in vari paesi, in genere da soci e amici di Lega Ambiente. E contiamo a monitorare queste centraline, sono collegate con il server di Stoccarda, sapete, per quel progetto che continua di Luftdaten Sensor Community, e sono visibili a chiunque. Interessante, per esempio, sono le 2 centraline che abbiamo piazzato nell'altopiano di Asiago. Nell'altopiano dei 7 comuni non ci sono centraline ufficiali, ce ne vorrebbero molte di più, però un dato è abbastanza chiaro: l'area di montagna è ottima, però tranne sabato e domenica, quando ci sono gli afflussi dei turisti, quindi andata e ritorno, e questo sia d'inverno e sia d'estate. Ecco, quindi anche d'estate noi abbiamo degli aumenti per molte ore. Sarebbe bello riempire un po' di più l'altopiano, studiare bene, insomma, ecco, capoluogo Asiago contro gli altri comuni e queste onde di traffico come si comportano. La maggiore utilità, soprattutto per il rapporto con l'esperienza di citizen science, è quello quando un comune accetta di collaborare. Purtroppo abbiamo solo un comune che ci ha dato questa possibilità nell'Alta Padovana, che quindi ha messo a disposizione il municipio per mettere la prima centralina, e poi ha esso stesso propagandato e fatto conoscere i dati a tutto il paese e ripetutamente incontrato la popolazione, che si esprime su quello che lei pensa, quindi sui dati, sul percepito di questo. Per esempio, scuole, abbiamo piazzato una centralina sulle scuole, ovviamente si vede il picco, 8 di mattina, ore 13, mostrando questi dati poi alle mamme, no, nelle scuole elementari, 400 bambini, 400 auto che vanno e che vengono. Abbiamo ottenuto dei risultati discutendo con le mamme solo in parte, però insistendo abbiamo visto che rendendo consapevole si può fare qualcosa. La centralina che misura di più è proprio quella del comune, che è posto su una strada provinciale. Altra cosa, zona industriale. Zona industriale c'erano delle vertenze, si era formato un comitato contro una ditta in particolare che emette polveri. È una centrale, è una ditta di calce, no? di prodotti di calce, addirittura chiamata l'ARPA, vertenze legali, una cosa che dura da 3-4 anni. Piazzando la centralina lì abbiamo visto che è esattamente nella media delle altre centraline, quindi non c'è nessuna rilevazione di polveri sottili, il che vuol dire che hanno ragione gli abitanti che dicono i davanzali eccetera, c'è la polvere che si vede, ma è polvere grossolana. Questo ha tranquillizzato il comitato, le persone. La ditta anche con interventi banali, cioè di mettere delle paratie, essendo polvere grossolana, quindi che cade subito, mettendo delle paratie ha anche migliorato la situazione. Quindi anche, sì, non solo
provoca l'allarme. In questo caso noi abbiamo spento un allarme che non era giustificata. Poi dimostra in paesi, le fiere, le manifestazioni, monster truck, tutte queste cose che magari in una giornata boom, sparano quantità di polveri incredibili, che insomma bisogna pensare se è proprio assolutamente necessario farle o no. Le prospettive sono quindi trovare maggiori accordi con i comuni per implementare queste esperienze, e poi stiamo implementando un software automatico che dia quindi tutte le elaborazioni di cui abbiamo bisogno in maniera automatica e non elaborando centralina per centralina i dati, che è molto Grazie anche per il vostro lavoro. Grazie, quindi ecco, parlavamo, no, di Citizen Science. Adesso quest'anno si è aggiunta un'altra esperienza, come dicevamo in apertura, proprio con le scuole, con i ragazzi del liceo. Sono stati svolti 2 webinar con noi, Francesco Tosato della segreteria di Lega Ambiente Veneto, 2 webinar che hanno visto la partecipazione di circa 3.000 studenti. Spiegaci com'è andata. È stato un po' anticipato da Luigi Lazzaro in apertura. Per questa terza edizione appunto abbiamo pensato di coinvolgere le giovani generazioni, in particolare appunto gli studenti. Come? Innanzitutto abbiamo quindi preparato 2 webinar, quindi 2 percorsi assieme alla Regione del Veneto e assieme ad ARPAV. 2 webinar della durata di circa un'ora che hanno previsto chiaramente anche però l'interazione da parte dei partecipanti. L'obiettivo essenzialmente è quello di, da un lato, fornire alcuni elementi, diciamo, di alcune informazioni essenziali su quello che è chiaramente il tema dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria in generale, cercando però anche di raccogliere un po' di informazioni sul livello di conoscenza e di sensibilità da parte dei partecipanti. Abbiamo fatto anche, quindi grazie a un quiz, un sondaggio, diciamo, che si è tenuto in diretta proprio da remoto attraverso il webinar, con una serie di domande che hanno preceduto gli interventi dei relatori oppure sono arrivate quindi in seguito, per cercare anche di capire l'efficacia quindi degli interventi appunto proposti. A cartellina poi avete anche chiaramente la istruzione grafica di quanto adesso vediamo molto rapidamente. Sicuramente emerge diciamo ancora la necessità di chiarire quello che sono molti dubbi che magari noi abbiamo ormai non abbiamo, ma nella popolazione esistono ancora, sulla confusione tra l'inquinamento atmosferico da polveri sottili e chiaramente il ruolo invece in quella che è la crisi climatica, quindi le emissioni climalteranti. Ancora più del 60% dei partecipanti ha ritenuto che in qualche modo le polveri sottili siano legate, diciamo, alle emissioni di CO2, quindi o degli altri gas climalteranti. Quindi su questo chiaramente è un focus su cui per chiarezza dobbiamo ancora lavorare con più attenzione. Ovviamente non ci aspettavamo tanto di diverso, ma forse una percentuale leggermente più alta, sì, della seconda domanda, relativamente invece a quello che è il contributo dei vari settori emissivi rispetto chiaramente all'inquinamento totale. Meno dell'1% dei partecipanti ha azzeccato la risposta, perché diciamo, c'è ancora chiaramente difficoltà nell'individuare. Spesso diciamo, viene individuato il comparto industriale come diciamo, l'area forse più inquinante, quindi su questo diciamo, va un po' lavorato quindi anche per smentire diciamo, alcune false appunto, informazioni. Mentre questo insomma, è particolarmente interessante, la stragrande maggioranza dei partecipanti comunque ha ritenuto che l'investimento nel trasporto pubblico e per gli studenti e le studentesse chiaramente li riguarda diciamo, direttamente, possa essere un'azione utile per contrastare quello quindi, che è l'inquinamento atmosferico. Quindi su questo diciamo, anche l'azione individuale poi nel prendere il mezzo pubblico anziché l'auto insomma, è una cosa su cui ci abbiamo quindi raggiunto e abbiamo toccato con mano una certa sensibilità.
risulta invece ancora complicata, un po' diciamo c'è una certa sottostima perché circa il 5% dei partecipanti ha risposto correttamente relativamente invece il numero di decessi prematuri legati chiaramente all'inquinamento atmosferico, quindi c'è ancora una sottostima su cui quindi il tema della salute e poi anche gli interventi che sono seguiti diciamo durante il webinar sono concentrati anche su questo aspetto che è fondamentale e va diciamo ben raccontato perché può essere una leva ovviamente importante per sensibilizzare la popolazione. Riguardo invece questo è interessante perché riguardo al miglioramento, al trend degli ultimi anni, la maggior parte dei partecipanti ha risposto che nell'ultimo decennio l'inquinamento atmosferico diciamo, è diminuito, quindi è migliorata la situazione della nostra aria e si diceva prima in apertura fa un po' da contraltare alla percezione avuta nei nostri sondaggi precedenti relativamente agli amministratori che invece avevano un'opinione opposta e invece ritenevano diciamo, di essere in un trend peggiorativo. Quindi su questo è interessante, lo prendiamo, poi capiremo come valutarlo, però ecco, quindi c'è una percezione positiva nelle giovani generazioni. Poi, relativamente anche a questo aspetto che è stato citato prima dal dottor Zagolin, le biomasse legnose sappiamo come quindi essere questo elemento che ha delle criticità sicuramente relativamente all'inquinamento atmosferico, è però un asset anche importante nella decarbonizzazione ed è diciamo, al termine del webinar, quindi si è percepita questa informazione molto utile anche per la nostra regione che sappiamo insomma, utilizzare molto soprattutto nelle aree alpine e fuori dalle città ancora questa fonte diciamo, di riscaldamento. Mentre quindi siamo riusciti poi attraverso insomma, le informazioni fornite nel webinar a diciamo, spiegare bene anche la differenza tra polveri sottili, quindi PM10 e PM2.5, in particolare quindi la maggiore pericolosità delle polveri appunto di minor dimensione, quindi in particolare il PM2.5 e su questo insomma, la maggioranza dei partecipanti come vedete ha risposto correttamente. E diciamo si è anche citata appunto precedentemente, insomma la maggioranza dei partecipanti ha individuato come fondamentali le azioni trasversali per contrastare l'inquinamento atmosferico, quindi non soltanto un intervento nella mobilità o nel riscaldamento, ma insomma lavorare su tutti i settori emissivi per cercare di raggiungere il prima possibile quello che sono gli obiettivi per la nostra salute sostanzialmente. Ho terminato e poi chiaramente trovate tutto quanto in cartellina. Grazie e penso che siamo raggiunti alla pausa ormai. Sì, infatti grazie. Ovviamente nel ringraziare i relatori che sono stati con noi fino ad adesso sono le 10:34-35, quindi ci rivediamo qui dopo la pausa alle 10:50 per ricominciare la seconda sessione. Grazie. Non l'ho detto, è vero, se qua fuori c'è un piccolo coffee break per, diciamo, allietare questa pausa.
Eccoci, allora riprendiamo i lavori, aprendo in questo momento la seconda sessione con un titolo ben chiaro: è ora di cambiare l'aria, le azioni necessarie per un'aria più pulita, territori in azione per il risanamento dell'atmosfera. Per aprire le discussioni proprio di questa seconda sessione, che cercheremo di rendere più dinamica possibile, con noi Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente, che prego di introdurre questi argomenti. Grazie. Grazie Giulia, grazie a tutti e tutte voi di essere qui stamattina e un grazie particolare a Lega Ambiente Veneto per questo lavoro che da 3 anni porta avanti, perché insomma, l'abbiamo sempre detto, noi siamo i primi a denunciare storicamente il tema dell'inquinamento atmosferico, a farlo anche in maniera molto chiara, insomma, molto decisa, con rapporti, dossier e iniziative, ma al tempo stesso qui abbiamo creato un tavolo di lavoro con la Regione importante per capire anche poi tra un blitz e l'altro, diciamo, come intervenire per costruire anche un tessuto di proposta e di soluzioni. E quindi a questo proposito ringrazio anche molto la Regione Veneto che ci permette questo confronto annuale e tutte le amministrazioni che interverranno anche dopo questo mio breve intervento, che sono già intervenute prima. Dunque oggi provo in 6 minuti, 7 minuti, diciamo, a mettere giusto alcuni tasselli per la discussione che seguirà. Oggi il tema dell'inquinamento atmosferico è un tema molto attuale. È un tema, diciamo, noto, ma al tempo stesso in questa fase forse entra in un momento, in uno step ancora più strategico, perché abbiamo da una parte il tema della procedura di infrazione che ormai, diciamo, coinvolge questa amministrazione regionale, così come coinvolge le altre amministrazioni regionali della Prima Padana, ma così come coinvolge, questo spesso non viene evidenziato abbastanza, anche altre amministrazioni regionali a livello italiano, che poi insomma la Campania, il sud del Lazio e altre aree sono altrettanto coinvolte da questo tipo di iter europeo. Abbiamo il piano di qualità dell'aria in iter di approvazione, prima abbiamo visto le misure, insomma, che sono previste, quelle che già erano previste nell'altro piano, quelle nuove, abbiamo visto anche, diciamo, qual è l'iter che sta seguendo, dove è arrivato ad oggi e dove arriverà nelle prossime settimane, e abbiamo poi la nuova direttiva della qualità dell'aria appena approvata, che quindi chiaramente pone, rispetto a questi 2 elementi, il piano di qualità dell'aria regionale e la procedura di infrazione, che pone degli obiettivi nuovi da qui ai prossimi anni su cui dovremo per forza confrontarci. Quindi insomma il tema è altrettanto, insomma, caldo, potremmo dire così, perché poi di fatto rispetto alle misure già messe in campo, rispetto alle difficoltà già oggi di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle direttive attualmente vigenti, abbiamo poi, diciamo, nuovi orizzonti nei prossimi anni che ci costringono a capire meglio come trarli. Come ci arriviamo? Lo diceva anche Gigi Lazzaro in apertura, ad oggi di fatto un miglioramento della qualità dell'aria c'è stato, noi abbiamo aperto anche il nostro dossier di malaria 2024 dicendo in maniera molto chiara che al di là della percezione dei cittadini, che magari spesso pensano che il problema dello smog sia oggi ancora più grave rispetto agli anni passati, è chiaro che c'è stato un miglioramento legato a politiche puntuali, a politiche messe in campo, penso sui trasporti, sulle auto, sulle emissioni dai veicoli e così via. È un miglioramento spesso legato anche però, diciamo, alle condizioni meteo, ma è chiaro che da questo punto di vista, se sul secondo non possiamo farci nulla, invece sul primo punto, ovvero su come migliorare ancora di più le nostre emissioni, come ridurle, invece è il tema su cui dobbiamo assolutamente ragionare tutti quanti insieme. Sulla qualità dell'aria, diciamo, ormai penso che sull'inquinamento conosciamo tutto, l'ARPA prima ci ha fatto una bellissima relazione anche sulle fonti di emissione, la caratterizzazione del particolato e così via, perché insomma ormai, diciamo, le fonti sono note, così come sono note anche, diciamo, gli interventi che dobbiamo mettere in campo. È chiaro che adesso però dobbiamo capire come e per quale motivo gli interventi messi in campo fino ad oggi non hanno portato ai risultati sperati. E questo, diciamo, ce lo dice la procedura di infrazione, ce lo dice anche il mancato rispetto dei limiti oggi vigenti, ma soprattutto la difficilissima sfida anche rispetto ai limiti futuri. Guardate, noi come Lega Ambiente non siamo appassionati al limite di legge soltanto perché vogliamo raggiungere quel numero e basta. Noi, diciamo, leggiamo in quel numero il lavoro che c'è dietro. Quei numeri nascono da uno studio sull'impatto sulla salute, nascono, diciamo, da valutazioni sanitarie importanti anche dal punto di vista ambientale, e quindi, diciamo, noi siamo sicuri e convinti che quei dati ci dicano dove noi dobbiamo tendere. Poi il fatto di arrivarci o meno chiaramente dipenderà dalle azioni che mettiamo in campo, e però noi vorremmo che la riflessione di oggi sia concentrata non tanto sul fatto che riusciamo a non rispettare quel numero già oggi, ma la discussione di oggi non deve essere orientata invece al fatto se abbiamo messo oggi in campo tutte le politiche necessarie
per raggiungere quei dati e quei limiti e cosa possiamo fare ancora per tendere a quei valori. Poi, diciamo, come dici, quando avremo fatto tutte quante le azioni da mettere in campo possibili e immaginabili, a quel punto saremo anche noi stessi in un confronto insieme all'amministrazione e capire poi come rispondere e come intervenire, diciamo, sulle cose che ancora mancano, sui limiti che non potremo raggiungere. Per cui sì, diciamo, l'elemento importante di oggi. Oggi noi ci confronteremo col territorio, l'amministrazione provinciale, la metropolitana, comuni, regione e ministero che sarà collegato con noi, per cui diciamo, abbiamo tutti quanti portatori di interesse. È chiaro che oggi viene più rappresentata la parte ambientale, però è anche importante dire oggi che per esempio anche la parte dei trasporti e dell'agricoltura ha il suo ruolo, lo diceva bene anche nella presentazione del piano di qualità dell'aria, per cui noi oggi siamo convinti che non possiamo delegare tutto quanto agli uffici ambiente dei comuni o della regione questa sfida così complicata, e oggi bisogna mettere in campo, diciamo, ciascuno per il suo ruolo, politiche integrate molto importanti. Sul Sole 24 di oggi trovate un articolo che racconta come vengono rivisti i bonus sull'efficienza energetica a livello nazionale. Ecco, noi siamo convinti che non possiamo pretendere di migliorare la qualità dell'aria se poi a livello nazionale non mettiamo in campo politiche serie di aiuto e di supporto, di defiscalizzazione di interventi come ad esempio l'efficienza energetica degli edifici o il cambio delle caldaie con sistemi innovativi. Così come al tempo stesso non possiamo pensare di arrivare a politiche serie di miglioramento di qualità dell'aria se poi abbiamo un'agricoltura e delle politiche agricole nazionali vedono sempre di più nel Green Deal il nemico numero uno, mentre invece dovrebbero vederlo come alleato nel migliorare anche il sistema delle emissioni da quel settore. 3 linee di intervento e vado a chiudere, che noi abbiamo individuato e su cui ci confronteremo oggi. La prima è il muoversi in libertà e in sicurezza nelle città ma anche fuori dalle città, e quindi da questo punto di vista la prima proposta sulla mobilità è una proposta importante che avete visto anche oggi nei vari interventi che abbiamo fatto sul questionario e sui lavori fatti con i ragazzi, con i comuni, ma anche sul piano regionale. E da questo punto di vista però il focus a nostro avviso deve spostarsi dal miglioramento dei veicoli, quindi le prestazioni ambientali dei veicoli, su cui oggi purtroppo continuiamo ancora a destinare incentivi e risorse pubbliche anche a livello nazionale, al miglioramento del modo in cui ci muoviamo, quindi alla tipologia di mezzo con cui ci muoviamo e alla tipologia anche, diciamo, di regolamentazione che spesso si ha. Per esempio faccio riferimento al tema delle autostrade, su cui il Ministero e il Governo dovrebbero intervenire anche per limitare i limiti di velocità in momenti di particolare inquinamento atmosferico. Il secondo punto è sul riscaldamento, si è detto molto. Su questo le politiche nazionali dovrebbero vedere nella direttiva Case Green un ottimo strumento per intervenire sul tema del riscaldamento domestico. A livello regionale sono stati previsti degli strumenti anche all'interno del piano regionale di qualità dell'aria, vanno declinati meglio sui comuni e sulle amministrazioni locali, abbiamo visto anche da quello che ci diceva prima Piero De Candia. Da questo punto di vista quindi capiamo insieme se è un problema di risorse, un problema di politica, o capiamo insieme come intervenire su quel mondo lì, perché è chiaro che il riscaldamento oggi ha delle alternative importanti, pensiamo alle pompe di calore, al riscaldamento appunto che non vive più soltanto di biomasse, che potremo sostituire nelle aree più critiche, o come invece fare interventi di certificazione più attenti in aree, diciamo, quelle meno critiche. L'ultimo è il contributo dell'agricoltura. Abbiamo visto nei dati di ARPA il tema dei nitrati, dell'ammoniaca, che è un tema molto importante sul secondario, sul PM ma anche sull'ozono d'estate. Su quello vanno viste in maniera molto seria anche le politiche agricole. Da questo punto di vista il piano di regione di qualità dell'aria dà degli elementi, ma è chiaro che bisogna intervenire anche con politiche di normative, di vincoli, ma anche di supporto a nuove pratiche agricole. Questi sono i 3 punti che noi vediamo come centrali e su cui discuteremo in questa seconda metà della mattinata. Grazie. Grazie direttore. E proprio per questo, per aprire questa tavola rotonda, io chiamerei qui a sedersi, io mi alzo, ovviamente vi lascio il posto, Cristiana Scarpa, Samuele Grandin, Filippo Squarcina, Alberto Mazzurana, Antonella Bertoluzzi e Chiara Botteon, in modo tale che se potete passare di là vi prendete anche il nome, così cerchiamo di organizzarci al meglio. Grazie, ma siamo qua per fare condivisione, quindi è il bello della diretta, diciamo così.
Allora, proprio per rendere questo incontro, come dicevano e come abbiamo cercato di annunciare anche questa mattinata, più efficace possibile, no? Proprio con i territori, io agirei in questo modo, lancerei solo uno stimolo di riflessione in modo tale che poi ognuno di voi, cercando di rispettare i 5 minuti, possa rispondere a questo, in modo tale che garantiamo anche un secondo giro poi di domande, interventi anche rispetto a chi... Ovviamente vi chiedo di raccontare un po' qual è lo stato attuale nella vostra area di competenza e cosa si sta facendo attualmente per contrastare l'inquinamento atmosferico, anche in base poi ai 3 ambiti di interesse che ha enunciato adesso anche il direttore Zampetti. Quindi se vuoi... Partiamo da Samuele Grandin, dirigente dell'Ufficio Ambiente e Qualità dell'Aria, provincia di Padova. Sì, buongiorno a tutti. Io porto saluti dell'amministrazione provinciale, Sergio Giordani, e del consigliere delegato Valentino Turetta. La realtà della provincia di Padova comprende ben 101 comuni, quindi capiamo fin da subito che non è facile coinvolgerli tutti i sindaci, tutti gli assessori delegati in materia ambientale. Diciamo, da una partenza dove hanno aderito un 30% dei comuni, siamo arrivati ad oggi, in linea massima, un 80% di adesioni. Noi come provincia stiamo portando avanti un progetto che è partito a gennaio 2024, un progetto La Provincia Respira. C'è stato poi un ultimo impegno di spesa da parte mia che abbiamo stanziato 30.000 euro per cosa? Per sensibilizzare le scuole, abbiamo allora i comuni, abbiamo praticamente stilato 3.000 volantini, abbiamo preso dei segnalibro che sono stati consegnati ai vari comuni. Abbiamo creato un sito ad hoc, no? Poi in collaborazione con ARPA, che ringrazio fin da subito per la fattiva collaborazione. E abbiamo creato dei banner che verranno posizionati negli autobus con QR code, dove ogni cittadino può collegarsi col telefonino e collegarsi direttamente al sito. Il sito dove ci sono le linee guide che sensibilizzano poi le imitazioni, no? Abbiamo suddiviso l'area della provincia di Padova in Padova e agglomerato, dove praticamente, e nei comuni con più di 10.000 abitanti, dove oltre che a sensibilizzare, oltre che a prevedere delle ordinanze che limitano il riscaldamento civile, dove si abbassa il riscaldamento da 19 gradi a 18 gradi, dove c'è il divieto di bruciamenti, dove c'è il divieto di stufe per inquinanti, l'obbligo poi per l'obbligo di stoccaggio per liquami, qui parlo di agricoltura, abbiamo anche il divieto di limitazione del traffico, no? Quell'ordinanza che limita la circolazione. E ripeto, nell'ultimo TTZ che abbiamo fatto in provincia sono contento perché comunque anche i sindaci dei piccoli comuni, perché il problema sono i piccoli comuni, realtà di campagna dove sembra che gli fai un dispetto, no? Cioè tu gli applichi l'ordinanza e il sindaco dispone l'ordinanza e questi qua dà veramente fastidio. Dopo logicamente fanno i dispetti perché iniziano a bruciare alle 22, 21 dove non c'è il servizio di polizia locale, oppure anche i carabinieri fanno fatica a intervenire nei servizi serali e notturni. Però anche i comuni che prima erano restivi mi sto rendendo conto che stanno partecipando e quindi penso che questa opera di sensibilizzazione vada diciamo che deve coinvolgere non solo il cittadino uomo medio, ma anche i bambini. Perché il bambino, a volte vedo anche a casa mia, va dal nonno a rompere le scatole, il nonno bisogna non accendere la stufa, non far questo, cioè l'opera di sensibilizzazione io la vedo anche nelle scuole, no? Perché sono loro che poi a casa dialogano con i nonni, con i genitori. Questo è l'input nostro che stiamo portando avanti e speriamo di farcela, perché ripeto, già 75-80% di sensibilizzazione di questi comuni, se arriviamo al 100% il lavoro è fatto. Quindi io ho portato questo esempio dell'amministrazione provinciale di Padova. Vi ripeto, 101 comuni, non è facile gestirla, questa realtà. Grazie. Grazie. Allora passerei quindi la parola a Filippo Squarcina, dirigente proprio di Area Tecnica Provincia di Vicenza. Prego. Sì, grazie a tutti, buongiorno. Ovviamente anch'io porto i saluti da parte dell'amministrazione provinciale di Vicenza. Allora, prendo la palla dal collega della provincia di Padova per dire che anche noi ovviamente abbiamo parecchi comuni, abbiamo 113 comuni e l'attività del tavolo tecnico zonale in questi anni è stata principalmente quella di coinvolgere, informare
ed essere punto di riferimento dei comuni, perché i nostri interlocutori, come vi ho detto, sono 113, prima erano anche di più, prima delle fusioni, e spesso cambiano i tecnici dei comuni, cambiano gli assessori, cambiano i sindaci, e quindi l'attività di formazione e informazione è fondamentale, quindi spesso magari possono essere anche ripetitive le informazioni, ma necessitano, perché è da ricostruire ogni tavolo tecnico la conoscenza della materia. E poi ovviamente la provincia è vista sempre come punto di riferimento, quindi noi come tavolo tecnico, o meglio come uffici provinciali, siamo sempre coinvolti poi quando si tratta di attuare le decisioni del TTZ, che principalmente sono le ordinanze, ma non solo, e adesso vi aggiornerò. Informiamo anche grazie alla partecipazione al tavolo da parte di ARPA, che come oggi ci fornisce informazioni importantissime, perché quando si parte da informazioni tecniche bisogna sia avere informazioni precise, ma sapere comunicare poi chi operativamente si trova ad affrontare i cittadini e deve comunicare dati non semplici e fargli capire che certe azioni, specialmente quelle connesse alle ordinanze, sono necessarie, perché, come abbiamo capito oggi, non è che abbiamo la soluzione al problema, ma abbiamo tante micro soluzioni che devono aiutarci a ridurre, a limitare, eliminare la problematica dell'inquinamento nella pianura padana. E come ordinanze, vi accennavano, a seguito anche della DGR 328 della Regione, abbiamo lavorato, ma anche prima, ma più facilmente dopo, ovviamente, nel diciamo predisporre già ai comuni il lavoro fatto. Questo è un lavoro che facciamo quotidianamente, sì, diciamo quotidianamente, comunque a ogni arrivo dell'inverno, perché è necessario per i comuni, molti dei 113 comuni sono piccoli, è necessario fargli capire dove si trovano, in che zona della pianura padana, quali sono le azioni del proprio territorio, e quindi questo è un lavoro che si fa, direi, quotidianamente. Ho qui il collega Artuso, che ringrazio pubblicamente per l'attività che svolge anche appunto di formazione. Ecco, invece, diciamo, azioni positive. Allora, richiamo una cosa che mi piace dire adesso, per quanto riguarda il tavolo tecnico. Anni fa ancora, sono passati anche una decina d'anni forse, abbiamo preso una decisione che adesso porto all'attenzione, che può essere magari presa anche da altre amministrazioni oppure collegato a un nuovo piano. Il nostro tavolo tecnico zonale, tramite anche la Commissione Tecnico Provinciale Ambiente, ha dato indirizzo per imporre, di definire come limiti per le emissioni delle aziende un limite di 15 mg normal metro cubo, che è un limite molto inferiore a quello che voi trovate oggi di legge, perché per quanto riguarda la legge oggi si parla di 50, perché le nostre, diciamo, norme di riferimento sono datate sostanzialmente anni 90. Ovviamente riguarda non molto le PM10, ma questo è stato un segnale che si è voluto dare per coinvolgere anche il settore industriale nella tematica. Ecco, questa è un'azione del passato. Invece, per quanto riguarda le azioni più recenti, a parte l'attività che abbiamo svolto in collaborazione ai comuni, cioè abbiamo creato una campagna stampa, una campagna di comunicazione provinciale, e poi distribuita ai comuni perché possono, diciamo, con un'unica immagine dare informazioni ai cittadini. Recente e più importante è la creazione del patto dei sindaci. Il patto dei sindaci, so che il collega anche l'anno scorso ve l'aveva anticipato, è sostanzialmente un accordo che tutti i sindaci, gran parte dei sindaci della provincia di Vicenza ha firmato, in cui, diciamo, con una politica dal basso, abbiamo chiesto ai sindaci di attivare delle azioni, delle pianificazioni, delle scelte anche politiche, regolamentari, a partire dal basso, come dicevo, nei propri strumenti, quello che hanno i sindaci, quindi nei regolamenti edilizio o in altri regolamenti, in maniera tale da pensare dal basso le azioni da fare per ridurre le emissioni, l'inquinamento atmosferico. Quindi c'è stata un'attività di coinvolgimento, di formazione, ancora prima di raccolta dati, perché una cosa che bisogna dire, bisogna anche convincere i sindaci, magari anche di piccole amministrazioni, che anche il proprio comune contribuisce all'inquinamento atmosferico, che non è un messaggio banale. Noi abbiamo avuto amministrazioni che dicevano: ma io sono un comune piccolo, magari in zona collinare, cosa c'entro io? Anche tu dai il tuo contributo. Quindi, coinvolgendo dal basso l'amministrazione comunale, abbiamo creato questo dei patto dei sindaci, che è l'impegno ad agire per ridurre le emissioni all'atmosfera con azioni concrete, che ha portato ad oggi all'adozione di questi piani, di questi programmi da parte dei comuni,
Adesso sono state individuate molte azioni, perché la fantasia è molta, i temi, come abbiamo visto, sono tanti: agricoltura, forestazione urbana, mobilità sostenibile. Il successivo passo è quello adesso di finanziare queste azioni, cioè trovare delle azioni principali e andare a finanziare. Questo è il tema, poi mi sto dilungando. Altro tema adesso caldo per quanto riguarda il tavolo tecnico zonale è il progetto Bike to Work, cioè sostanzialmente sempre come coordinamento con i comuni che ci stanno, gran parte, di circa 400.000 cittadini della provincia di Vicenza saranno coinvolti, quello di finanziare i cittadini che vanno al lavoro in bicicletta tramite un'app. Adesso non so se ho il tempo di descriverlo perché mi sono dilungato. Sostanzialmente tramite un'app si monitora il viaggio casa lavoro da parte appunto dei dipendenti, il comune ci mette, diciamo, il fondo per pagare, rimborsare, chiamiamo così, questi cittadini, la provincia costruirà la struttura, l'app darà, diciamo, un input iniziale, e quindi è un meccanismo che dovrebbe incentivare questa mobilità sostenibile. C'è un altro concetto che mi è sfuggito, ma vabbè, non importa. Ultime cose che volevo dire, adesso chiuso quello che è il TTZ, un paio di messaggi, visto che qui ne approfitto della Regione Veneto e il nuovo piano prima mi ha, diciamo, acceso un paio di lampadine sul nuovo piano di risanamento dell'atmosfera. Mi è piaciuto molto il finanziamento per i controlli sulle caldaie, però bisogna coinvolgere anche i colleghi dell'energia, perché noi che, diciamo, già ci siamo attivati sui controlli delle caldaie quando ormai si erano spenti, diciamo la verità, quando si pensava con la sciagurata ipotesi di chiusura delle province e noi è stato abbandonato il controllo delle caldaie di nostra competenza, abbiamo trovato la difficoltà nel controllo delle caldaie a biomasse, cioè le norme tecniche non esistono. Bisogna ragionare sulle norme tecniche, perché le caldaie a gas sappiamo come controllarle, quelle a biomassa no, e quindi perdiamo una parte importante dell'inquinamento atmosferico. Secondo punto, colto oggi, ma già noto per oggi si è evidenziato ancora di più, l'importanza del settore dell'agricoltura. Noi come provincia siamo un po' fuori dal settore agricoltura, però c'è molto da fare e forse anche qualche incontro con le province, l'agricoltura. Noi abbiamo la competenza sullo spargimento dei liquami, ma vi dico la verità, una materia che abbiamo sempre un po' considerato tra le ultime. Abbiamo puntato sugli scarichi, sulle industrie, sulle emissioni, sull'agricoltura meno. Questo è un settore che è un po' trascurato anche da noi, ammettiamo, non abbiamo più la competenza sull'agricoltura, però siamo qua pronti perché ho colto che forse col discorso delle PM secondarie vanno molto coinvolti. Grazie. Grazie, lei è andato un po' avanti perché ha preceduto quello che sarebbe stata la mia seconda domanda per il secondo giro, cioè le criticità, quindi magari su questo poi ci possiamo tornare anche più tardi. Quindi andrei da Alberto Mazzurana, invece consigliere provincia di Verona. Sì, intanto grazie per questa opportunità, porto i saluti del Presidente Flavio Pasini e di tutta l'amministrazione provinciale di Verona. Grazie perché è stato un bel summit in cui i contenuti e soprattutto quelli della prima parte sono stati veramente di alto spessore, di alto valore e chiaramente poi insomma, sta un po' a noi riuscire a farli arrivare a tutti i nostri interlocutori, quindi principalmente i comuni. Il contesto attuale di Verona è un contesto simile a quello di Padova e Vicenza, è un contesto complesso, abbastanza ampio, quasi 100 comuni, anche noi abbiamo il nostro bel da fare. Devo dire che negli ultimi anni c'è stata una grossa adesione alle ordinanze che chiaramente devono essere fatte dai comuni, raggiungendo quasi il 100%. Ma l'ordinanza è un atto, diciamo, che si ferma a un pezzo di carta se poi non viene monitorato, non viene attuato da parte dei comuni, e tanti non lo fanno, lo sappiamo, perché c'è una certa resistenza, c'è una certa fastidio. Io sono stato anch'io sindaco 10 anni, quindi lo posso percepire dall'altra parte come un qualcosa che a volte è difficile far trasmettere ai cittadini, far capire al contadino, far capire all'artigiano che si deve lavorare in un certo modo, che non si devono bruciare certi tipi di elementi e quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare. Nell'ultimo TTZ giustamente alcuni comuni hanno anche, comuni anche importanti, hanno anche sollevato delle critiche dicendo che chiedete a noi comuni di fare
di fare delle ordinanze quando Verona ha il crocevia di 2 importanti autostrade e nelle zone rosse e l'autostrada, a Bolzano sappiamo che c'è una limitazione ai 110, a Verona questo non accade. E quindi ci si chiede se le limitazioni degli Euro 4 che noi imponiamo siano qualcosa che è difficile spiegare ai cittadini, quando in realtà su altri tipi di istituzioni invece non si fanno delle azioni altrettanto importanti. È piaciuto per esempio un esempio del comune di Sona in provincia di Verona da noi, che oltre a fare un'ordinanza classica che doveva fare, ha imposto nelle giornate ecologiche, le 7 giornate ecologiche dell'agglomerato, il limite di velocità. L'ha voluto fare come esempio per tutti gli altri. Il lavoro poi che dobbiamo portare avanti, credo che sia bello quello che prima ha detto credo Francesco Tosato sulle scuole, il lavoro di sensibilizzazione con i più giovani. Magari su questo anche come province possiamo collaborare attivandoci nelle nostre scuole, visto che è una delle materie che come provincia abbiamo, e quindi fare questo connubio scuole-ambiente, provando a magari nei prossimi anni, nei prossimi periodi, ad attivare anche noi dei percorsi con il supporto magari degli enti, della regione, degli ARPA, per avere del materiale e provare a sensibilizzare. E il punto però è quello che diceva anche il dottor prima Giandon, che diceva serve un maggior coinvolgimento degli attori, mi sembra principali. Gli attori principali sono i comuni. Come fare? Io credo che, essendo stato sindaco, credo che bisogna a volte i comuni toccarli sui soldi, bisogna a volte arrivare lì per provare a incentivare, ma da una parte incentivando, dalla parte anche dando, non dico sanzioni, ma dicendo ok, l'incentivo te lo do se tu hai un comportamento virtuoso su alcune situazioni. E ci sono esempi sul quale si possono fare dei progetti virtuosi, penso le CER, che credo che si stanno spingendo attraverso l'altro assessore Marcato che sta portando avanti. Anche su questo possiamo fare di più, mettendo qualche fondo in più, e anche sul tema della mobilità sostenibile. C'è recentemente un bando, adesso penso del Ministero, che l'ANCI sta promuovendo, e credo che anche su questo si debba lavorare in maniera che ci siano dei progetti che possano poi andare a migliorare tutto quella che è la qualità dell'aria. Grazie. Adesso passerei la parola ad Antonella Bertoluzzi per la provincia di Belluno, scusandoci ovviamente che il nome scritto non è quello corretto, ma è stata una sostituzione all'ultimo. Prego. Grazie, infatti sostituisco il Presidente Padrin, che si scusa per non aver potuto partecipare causa un impegno imprevisto. Allora, per quanto riguarda la provincia di Belluno, noi abbiamo poco più di 60 comuni a seguito di fusioni che si sono succedute nel tempo, che sono comunque distribuiti su un territorio abbastanza vasto e prevalentemente in aree montane. Per quanto riguarda la questione del coinvolgimento dei comuni, al di là dei comuni, in primis il comune capoluogo, il comune di Belluno, ma anche il comune di Feltre, che sono sempre stati molto attivi nel mettere in campo iniziative, sia aderendo a quanto già proposto dalla Regione Veneto, sia con alcune iniziative proprie. Purtroppo dobbiamo dire che l'adesione anche ai tavoli tecnici zonali da parte degli altri comuni nel tempo è stata molto scarsa, e non so se sia una mancanza nostra, non siamo riusciti a dare degli elementi tali per cui i comuni si sentissero più coinvolti in questa problematica, e quindi quantomeno sentissero l'esigenza di partecipare, ovvero di informarsi e di collaborare. Va detta una cosa per quanto riguarda l'utilizzo delle biomasse, ne parlavo con il collega Franco Fiamoi che mi ha accompagnata, nel senso che a Belluno tradizionalmente la legna è una delle fonti principali di riscaldamento, quindi il concetto di dire riduciamo l'utilizzo della stufa sembra quasi un'eresia, ovviamente.
Fra l'altro non tutti aderiscono alle varie campagne che ha promosso la Regione di sostituzione e efficientamento delle stufe domestiche, per cui effettivamente questo rimane un problema, e lo si vede anche nelle varie campagne mobili che nel tempo ha fatto l'ARPAV sul territorio, che hanno registrato comunque nella stagione invernale dei livelli significativi di benzopirene assorbito sulle polveri, quindi come chiaro indice che la combustione della biomassa è estremamente significativa. A ciò si unisce che per conformazione orografica i centri abitati si trovano nei fondovalle, ovvero in punti di confluenza di vallate, per cui anche la dispersione degli inquinanti non è favorita ovviamente dall'orografia. Posso dire che non sapremmo cos'altro mettere in campo per coinvolgere i comuni più piccoli, rispetto ai quali c'è anche ovviamente ripeto, oltre che una questione di mentalità, probabilmente una questione, scusatemi per come lo dico, ma di priorità di interventi, nel senso che i comuni sono spesso costituiti da strutture risicate, di conseguenza il problema delle ordinanze, ovvero dei controlli sull'accensione dei fuochi all'aperto e quant'altro, non rientra fra le priorità della polizia locale né del comune stesso. Per aiutare, noi, come abbiamo fatto ogni anno, mandiamo a tutti i comuni l'ordinanza tipo già predisposta, in cui semplicemente il comune deve adattare i riferimenti a se stesso, e per il resto sono già richiamati tutti i divieti, quindi i contenuti specifici dell'ordinanza conformemente al piano di tutela dell'atmosfera. Per quanto ci riguarda, stiamo prestando particolare attenzione nelle autorizzazioni rilasciate alle attività principali, ovvero nella valutazione della significatività delle ricadute per quanto riguarda alcuni inquinanti e per quanto riguarda gli allevamenti, nelle prescrizioni relative alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami. È ovvio che anche qui per questioni territoriali noi non abbiamo moltissime aziende di grande dimensione, così come anche gli impianti a biomassa non sono tutti soggetti al nostro controllo, ma la maggior parte è di dimensioni ridotte ed è quindi soggetta al controllo del comune e basta. Quindi bisogna lavorare e sono ben accetti i suggerimenti. Grazie. Grazie. Passiamo quindi a Chiara Botteon, Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale, Provincia di Treviso. Sì, grazie. Intanto porto anche io i saluti di tutta l'amministrazione e anche del dirigente del settore ambiente, il dottor Busoni. Dunque, volevo portare l'esperienza della provincia di Treviso, che è similare a quelle delle altre province. Anche noi facciamo regolarmente i TTZ e pubblichiamo anche sul sito della provincia le ordinanze che vengono trasmesse dai comuni e registriamo, come ha fatto la provincia di Belluno, anche una certa limitazione, ecco, nella partecipazione sia ai TTZ. Si raggiunge circa la metà dei partecipanti, abbiamo 94 comuni, quindi si raggiunge sempre una media sui 47-42, e anche una limitazione nella trasmissione delle ordinanze, non sempre non raggiungiamo il 100%, ecco, su questo a differenza di altre province non abbiamo, e quindi abbiamo questa difficoltà. Rispetto a altre province, l'anno scorso abbiamo fatto 2 TTZ, uno particolare, oltre a quello di quest'anno, ma uno particolare proprio per cercare di dare delle indicazioni specifiche sui panevin, che sono una consolidata tradizione popolare veneta, ma soprattutto della nostra provincia, e quindi c'è stata l'esigenza da parte dei comuni di approfondire questo tema
siamo arrivati con un secondo TTZ a dare delle indicazioni, non sono delle indicazioni cogenti, però sono delle indicazioni che sono state condivise un po' da tutti i comuni partecipanti e riguardano la dimensione, le dimensioni di questi panevin, il fatto di creare delle limitazioni sia orarie sia anche di numero, perché spesse volte alcuni comuni si trovavano a fare delle manifestazioni di quartiere, per cui alcuni comuni si trovavano ad avere 3-4 panevin. In più indicazioni sull'utilizzo della legna non trattata, ovviamente, e sono state condivise bene o male da tutti. Ecco, si è cercato anche di dare un'indicazione sul fatto di vietare i panevin nel caso si raggiungano i livelli di allerta rossi o arancioni, e su questo non tutti i comuni erano d'accordo, purtroppo. A parte questo è emersa la necessità appunto da parte dei comuni di avere una condivisione tutti insieme, quindi sicuramente c'è l'esigenza da parte dei comuni di essere un po' guidati, tra virgolette, da parte delle amministrazioni provinciali o regionali. Ed è importante anche il fatto che è emerso che la condivisione aumenta anche la possibilità di rispettare le regole, e quindi il fatto di non essere isolati, cioè di essere insieme, di essere una squadra in pratica, sicuramente aiuta i comuni a rispettare le regole. Parallelamente ai TTZ poi abbiamo come provincia già da anni attuato una serie di misure, di azioni per la qualità dell'aria. È già il secondo anno che che diamo contributi per la pulizia degli impianti a biomassa, e questa è un'azione che diciamo si affianca anche al bando regionale, per cui abbiamo voluto agire su quella fetta di popolazione che non cambierà, non sostituirà gli impianti a biomassa, però li utilizza in continuazione, ed è molto importante anche cercare di regolamentare, cioè di creare una buona gestione di questi impianti, perché spesse volte vengono bruciate appunto rifiuti, legna non secca, e questo crea ovviamente un aumento delle polveri. Quindi è il secondo anno che stiamo facendo questo bando. In passato abbiamo fatto anche un bando per il trasporto pubblico locale, che però non ha avuto il successo che speravamo, cioè anche qui non siamo riusciti a coinvolgere, nonostante una adeguata pubblicità che è stata fatta sia dalla MOM, l'azienda locale dei trasporti, ma anche da noi. Non siamo riusciti a far migrare i comportamenti, cioè non siamo riusciti a coinvolgere e modificare le abitudini dei cittadini, e questo forse può far riflettere, perché è necessario, come si diceva prima già dall'inizio, cercare di aumentare la consapevolezza e la sensibilizzazione della popolazione prima di attuare forse certe misure. Poi abbiamo continuato sempre a fare bandi per la dismissione di caldaie molto inquinanti, che sono quelle a gasolio, olio combustibile, e siamo riusciti a ridurre drasticamente il numero di impianti olio combustibile che c'erano. E poi ultimamente abbiamo fatto un bando sulla riqualificazione delle aree verdi, che anche questo ha avuto un notevole successo per i comuni. Grazie, io innanzitutto do il benvenuto, ricordo che ci sta già seguendo Fabio Romeo, dirigente della terza divisione valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che interverrà più tardi, ma intanto ci può ascoltare, grazie. E quindi questo abbiamo visto, no? Sono tornate tante volte, come diceva giustamente adesso in chiusura, le parole proprio il termine della condivisione dei comuni, del coinvolgimento quanto più possibile fattivo anche dei cittadini e quindi delle amministrazioni. In parte, lo dicevo già prima, sono state già sollevate, no, alcune problematiche, ma io vi chiederei in questa sede di portarci le criticità che vedete nel territorio, cioè di rappresentare quali sono gli strumenti che effettivamente potreste chiedere o di cui potreste aver bisogno da parte della politica in questo caso. Dopo avremo anche un modo, no, di confrontarci su questo, quindi se volete. Beh, come dicevo prima, il problema principale è di coinvolgere i piccoli comuni, quindi la politica dovrebbe farsi
partecipe, creando dei protocolli con le forze proprio anche di polizia locale, perché l'unico modo è far intervenire le forze di polizia locale, ma anche dei tavoli tecnici in questura, prefettura, perché ripeto, io ho vissuto proprio in realtà dove nei piccoli comuni gli fai il dispetto, come dicevo prima, cioè gli crei l'ordinanza, il sindaco adotta l'ordinanza e loro bruciano alle 22 di sera. E quindi rispetto a questa problematica l'unico modo è proprio di intervenire, ma non voglio usare la mentalità repressiva, no? È anche una sorta di prevenzione, cioè sensibilizzare anche con delle pattuglie, cioè, il problema sono anche la gente, l'anziano di turno, perché come dicevo prima noi come provincia abbiamo stanziato quei 30.000 euro per sensibilizzare le scuole, quindi i bambini. E quindi la cultura parte dal bambino, no? Che a casa, ho fatto l'esempio prima, dialogo con i genitori, con il nonno stesso, quindi il dialogo con il minore e tavoli tecnici, questura, prefettura. Per il resto, non è neanche da sottovalutare il fatto che, come dicevamo prima, le problematiche del PM10 rientrano quando fa freddo, nel periodo che fa freddo. E il periodo che fa freddo si avvicinano alle vacanze e il periodo natalizio, dove i negozi si riempiono di gente, quindi tu fai un problema di limitazione della circolazione stradale, del traffico, e quindi hai la sommossa dei commercianti, quindi bisogna creare quel principio di bilanciamento, bisogna stare attenti, questo sì, sono il primo a dirlo. Però ripeto, penso che la cosa migliore sia il dialogo tra l'organo politico e i cittadini, quindi maggiore sensibilizzazione. Ho fatto l'esempio prima crei i banner nei bus e crei il QR code dove il cittadino segue le linee guida, no? I principi cardini, no? Cioè, questa sensibilizzare il più possibile. Penso questa dovrebbe essere una soluzione che penso possa essere presa in considerazione da tutti gli enti. Sì, stavo sentendo avvicinarmi. Prego. Sì, allora mi sono preso adesso alcune idee. Già prima avevo anticipato qualche cosa che avevo richiesto appunto alla Regione. In generale, secondo me, una cosa che mi è venuta in mente adesso è, come anticipato anche da Padova, la formazione sui controllori. Cioè, non è da trascurare la cosa. Polizia locale, carabinieri forestali, altre autorità di controllo. Pensare a dei tavoli di formazione sui controlli legati alle ordinanze, perché nel CIS, nei tavoli regionale, spesso si parla del problema dei controlli, ma che è un problema sia tecnico, come avevo accennato prima, ma anche spesso di risorse umane, che diciamo queste altre forze di polizia forse potrebbero contribuire. Noi a Vicenza abbiamo un particolare interesse a momenti in realtà, per esempio per quanto riguarda i carabinieri forestali in materia di abbruciamento. Allora questi sono venuti da noi, ci hanno parlato, però anche altre forze dell'ordine forse, perché mi metto nei panni dei sindaci, dei comuni, dove magari la polizia locale è composta da una persona, già controllare il traffico è già un problema. Ecco, questo sicuramente può essere una cosa semplice da farsi, ma qualche tavolo in più, anche se poi sono il primo a chiederle e non partecipare, di confronto con le province, nel senso che i tavoli tecnici, abbiamo il CIS, che è un tavolo istituzionale, però magari qualche incontro come questo si potrebbe fare, perché oggi per esempio coglievo cose che ha fatto Treviso che non sapevo, tipo questa della pulizia delle caldaie, che era un'azione che anche a Vicenza volevamo fare, la pulizia dei camini, perché sugli impianti vecchi questo può avere effetti sia ambientali ma anche di sicurezza, perché sappiamo spesso che c'è l'incendio dei camini non curati, no? In generale, per quanto in confronti della politica, cosa è che posso chiedere come tecnico? Risorse sempre, perché non sbaglio mai, quindi economiche e di personale. Una volta che ci siamo, sì, questo non è mai sbagliato, perché sono sempre carenti. E sicuramente, ma questa è una questione culturale, quindi forse dipende da me, dipende da Legambiente, dipende da tutti noi, anche una crescita culturale da parte della politica. Cioè il tema dell'inquinamento atmosferico, secondo me, è poco considerato.
a livello politico, come si diceva l'anno scorso, i sindaci non coglievano nemmeno che c'è stato un miglioramento in questi anni, quindi l'interesse proprio al tema, perché la politica, giustamente i sindaci sono i primi, diciamo, guardiani del territorio per quanto riguarda la salute pubblica, si preoccupano di tanti temi legati alla salute pubblica, però il tema dell'inquinamento atmosferico secondo me non è così vissuto, proprio vissuto. Forse questa è una responsabilità un po' di tutti e anche di tutti i presenti, quindi io per primo cerco di farlo col TTZ, ma forse bisogna farlo un po' di più, perché poi sono coloro che si trovano a dialogare col cittadino, se non ci credono loro non stiamo qui per niente. Ecco. Basta. Sì, grazie. No, allora sulle criticità, vabbè, insomma, prima già ne ho dato un po' visione, no? Il tema credo che sia sì, appunto quello di coinvolgere i comuni, coinvolgere i cittadini, è un tema culturale, no? È un tema sul quale negli ultimi anni sicuramente si sono fatti dei passi avanti, e se torniamo credo a 10 anni fa, insomma, eravamo molto più indietro come cultura sul tema ambientale. Oggi siamo più preparati. È chiaro che le campagne di sensibilizzazione secondo me possono essere fatte in maniera più intensa, e campagne intendo che arrivino proprio ai cittadini con dei programmi, dei progetti, mettiamo anche dei soldi, insomma, che possano portare ai cittadini ad avere questa sensibilizzazione. Lo stiamo pensando anche come provincia di Verona di fare del materiale informativo, perché si fanno le ordinanze, ma poi al cittadino, al di là che legge l'ordinanza sul sito del comune, magari non ne comprende appieno il significato, e quindi dare degli strumenti maggiori che possano dire ai cittadini quello che vogliamo trasmettere con queste ordinanze. Belle le iniziative che secondo me farà la Regione, che sono l'esempio dei bus, gli abbonamenti dei bus, dare degli incentivi, l'incentivo sulle riottimizzazioni delle auto, sono tutte delle cose che prima chiaramente la collega Chiara diceva, si fa fatica a cambiare le abitudini, no? E ci vuole tempo a cambiare le abitudini dei cittadini, ci vogliono anni, però questo può aiutare, può incentivare, quindi bene. E poi un altro tema, magari questo summit, magari aprirlo anche ai comuni più grossi, no? I 12 comuni più grossi della provincia, della regione Veneto fanno oltre 1.300.000 abitanti, quindi fanno praticamente un quinto, lo fanno 12 sindaci. Chiamiamoli al tavolo, perché se abbiamo le città più grosse che guidano, possono essere anche di aiuto a tutti i comuni più piccoli, perché poi trainano gli altri, quindi devono essere insieme alle province relatori attivi di questo percorso. Grazie. Allora, oltre alla questione già evidenziata dai colleghi, secondo me c'è un aspetto che è questo, ovvero gli effetti della combustione delle biomasse dovrebbero essere messi in correlazione con i prodotti che si trovano sul mercato, nel senso che la legna è di diverse qualità, il pellet è di diverse qualità. Purtroppo in una situazione economica come quella che è seguita alla guerra in Ucraina c'è stata la corsa ad accaparrarsi le biomasse a prescindere dalla qualità, per cui la certificazione del pellet di abete decorticato eccetera era l'ultimo dei pensieri delle persone che si preoccupavano solamente di avere qualche cosa da buttare dentro la stufa, banalmente, perché il gasolio era alle stelle, perché il gas era alle stelle. Fra l'altro poi le stesse biomasse hanno avuto un aumento di prezzo a livello di certificazione, per cui sono spuntati a livello degli hard discount dei prodotti di provenienza forse non sempre certificata e comunque anche di altrettanto di composizione. Allora il problema, come in tante altre cose, è questo, che a livello di mercato c'è l'assoluta libertà di commercializzare qualsiasi cosa. È recentissimo un articolo sulla stampa locale che dice che la maggior parte della legna che è bruciata in provincia di Belluno viene dai paesi dell'est, però non è che a Belluno manchino i boschi,
e fra l'altro anche il legname degli schianti di Vaia è stato portato via, quindi come posso dire, non c'è stata la chiusura del cerchio e probabilmente non c'è neanche in questo momento, perché ripeto, mia nonna utilizzava la stufa come un mini inceneritore domestico, nel senso che tutto ciò che passava per la porta era potenzialmente combustibile, no? Ovviamente adesso non è più così, per una serie di motivazioni, per cui ti si intasa il camino, prende fuoco, arrivano i pompieri, ti distruggono il tetto e via dicendo, quindi forse anche per mero interesse materiale a non farsi distruggere la casa un po' di attenzione c'è. È chiaro che se io sul mercato ho una serie di prodotti che potenzialmente mi producono lo stesso risultato, che è quello di scaldarmi, che è la mia esigenza immediata, non è che vado a vedere se questo ha la certificazione o se non ha la certificazione, compro perché ho freddo. Quindi forse mettere in sintonia un pochino queste diverse componenti della società, ovvero il cittadino, che è quello che fa il mercato, ma il mercato stesso, non sarebbe una cattiva idea per uscire un po' dalle questioni che abbiamo già detto prima e che sono ovviamente sacrosante. Ecco, basta. Allora sì, a parte tutte le considerazioni che sono state fatte precedentemente dagli altri colleghi alle quali mi associo, volevo aggiungere anche l'importanza dei controlli, perché appunto le ordinanze non hanno nessun valore se poi non c'è un controllo. E lo stesso vale anche per i controlli sugli impianti termici, perché abbiamo visto che alle volte bastano pochi controlli. Adesso è già parte a brevissimo la campagna di controllo per la provincia di Treviso sugli impianti termici. Abbiamo avuto già un riscontro nel giro di pochi giorni, già una serie di telefonate, cioè si muove il mercato perché logicamente vedono che l'ente si sta facendo qualcosa. Quindi questo è fondamentale. Poi l'azione di sensibilizzazione dei cittadini è fondamentale anche quella. Noi per far partire il bando sulla pulizia canne fumarie l'anno scorso avevamo attuato degli incontri sul territorio proprio con i comuni che sembrano magari degli episodi che non hanno nessun valore, invece per un comune piccolino è stato fatto il primo a Crocetta del Montello, hanno partecipato tantissimi cittadini, abbiamo coinvolto sia le associazioni di categoria, l'AIEL, ma anche i vigili del fuoco, soprattutto, che hanno spiegato la finalità, cioè la finalità di pulire l'impianto è quello di garantire soprattutto la sicurezza, quindi evitare gli incendi. È stato fondamentale la presenza del vigile del fuoco per coinvolgere i cittadini con le immagini appunto degli incidenti che possono succedere, ma anche e soprattutto sensibilizzarli sul fatto della qualità dell'aria che passa in secondo piano logicamente. Per cui si associano i due benefici. E poi l'ultima cosa che volevo aggiungere è, siccome tutte le amministrazioni cercano a qualsiasi livello di attuare delle misure, delle azioni, e questo è sicuramente positivo, però a mio avviso bisogna fare in modo che queste azioni siano valide, perché non sempre, anche se sono valide, ma che siano efficaci, e l'efficacia dipende da quanto noi le promuoviamo, perché se l'azione c'è però non viene promossa rimane poco efficace. Quindi questo secondo me è per far riflettere un po' tutti quanti. Grazie, io vi ringrazio ovviamente per aver portato la vostra esperienza e anche personalmente per essere stati nei tempi che ci eravamo dati. Ringraziandovi quindi vi invito a lasciare il posto alla prossima sessione, così io intanto chiamerei qui con me Luca Marchesi e Mario Conte, che adesso non vedo, ma forse magari è fuori, ma ok, adesso lo chiamiamo. Perfetto. E avevo preso un po' di appunti di questi interventi, perché è stato interessante vedere come poi gli argomenti si sono in un certo senso ripetuti, no? Anche con declinati in vari sistemi, in vari modi. Abbiamo detto importante l'interesse, quindi la condivisione, il coinvolgimento di tutti i livelli, fare sistema, quindi essere insieme per un obiettivo, e ovviamente i controlli e la formazione dei controllori per fare in modo che la sensibilizzazione sia effettivamente multilivello
dall'apice fino proprio ai cittadini. Quindi partiamo adesso invece con la seconda parte, buongiorno, quindi strumenti e politiche a supporto dell'azione locale, quali obiettivi entro il 2030 e come fare per poterli raggiungere. Eccoci, buongiorno. Allora io mi collegherei direttamente con Fabio Romeo dal MASE, vediamo se riusciamo, eccoci, buongiorno. Salve, Non la sentiamo ancora, quindi non so se... Mi sentite? Sì, ora sì? Okay. Ora sì, buongiorno. Mi auguro che abbia avuto modo appunto di ascoltare gli interventi che ci sono stati fino ad adesso, ecco, e procederei proprio anche in questo panel come abbiamo fatto prima, no? Magari diamo uno spunto iniziale e su questo poi potete, appunto riusciamo a fare magari anche due giri come abbiamo fatto prima per poter dare diversi stimoli, diversi spunti di riflessione. È importante anche, ovviamente, vi chiedo di fornire anche per quanto possibile una risposta agli interventi precedenti. Ecco, su questo, dirigente Romeo, passo a lei la parola. Sì, salve. Mi dispiace, prima non ho fatto in tempo a accendere la telecamera quando mi ha chiamato in causa, ma ero comunque qui e ho ascoltato da stamattina. Ringrazio, mi vedo da solo, se mi rimettete sullo schermo con voi forse è meglio, se no mi Chiedo alla regia di far vedere anche appunto sullo schermo del direttore. Ringrazio per l'invito ovviamente Legambiente Veneto e Giorgio Zampetti, insomma, con cui sempre in maniera proficua scambiamo punti di vista e opinioni. È veramente interessante l'evento. Mi dispiace molto non essere lì perché anche l'anno scorso non ero riuscito, ma vi assicuro non è mancanza di volontà, è che veramente sono giorni pieni di impegni, quindi non ce l'ho fatta venire, ma con grande piacere, insomma, ho partecipato anche in collegamento. Spunti interessanti ci sono stati, tanti. Abbiamo probabilmente un interlocutore che non conosce il tema rimarrebbe un po' sorpreso, no, dell'ascoltare un evento come quello di oggi, perché Luca è stato molto bravo, molto chiaro. Luca Zagolin ci ha fatto capire come in realtà sappiamo tutto, conosciamo tutto bene, cause, conosciamo l'andamento, il miglioramento, ma i problemi ancora ci sono. La Regione ha fatto vedere il nuovo piano, come si è mossa, già lo fa da anni sul tema, quindi non parliamo di un tema che non conosciamo, che la comunità scientifica non conosce o che gli amministratori regionali e nazionali non conoscono, eppure siamo ancora in grande difficoltà con la procedura di infrazione, eppure la nuova direttiva sarà una grande sfida a cui noi abbiamo tenuto particolarmente l'anno scorso nel negoziato a dare un'ambizione che fosse la più corretta possibile. Quindi ambizione sì, sostenibilità anche, perché chiaramente sapete non siamo l'unico paese in infrazione, insomma è stato un po' un elemento condiviso da tutti gli stati, cioè ripartire con la nuova direttiva di nuovo tutti in infrazione diventa un po' complicato, no? È sempre comunque un grande sforzo che deve essere dedicato al tema dell'infrazione, quindi sicuramente è importante che la nuova direttiva ci porti finalmente, o comunque in maniera sempre più veloce, ad avere dei livelli di qualità dell'aria adeguati per i cittadini, ma in un modo che sia il più possibile ovviamente realizzabile e non come la vecchia direttiva, che chiaramente è stata molto complessa. Abbiamo analizzato i problemi, Giorgio Zampetti ci ha chiarito quali sono le questioni che Legambiente ha in testa. È chiaro che abbiamo avuto delle difficoltà enormi a perseguire quelli che erano i nostri obiettivi, no? Mobilità, perché la gente non si è convinta a cambiare le sue modalità di trasporto, perché probabilmente non siamo riusciti a dargli delle alternative concrete. Agricoltura, il settore è complesso, riusciamo a interagire, ma riuscire a cambiare le abitudini degli agricoltori è una difficoltà enorme. Parte legna è una questione culturale, abbiamo le misure, non abbiamo i risultati. Quindi questo va in parte a spiegare il perché, nonostante, ripeto, quell'inizio di convegno, abbiamo la conoscenza, abbiamo le misure e poi in realtà i risultati non ci sono. Ultimamente lo dico spesso come esempio, me lo hanno detto loro, voi Regione del Bacino Padano, le misure sulla legna
in un piano tendenzialmente quotano una riduzione delle emissioni pari a X, nella realtà dei fatti in fase attuativa la quota reale è il 10% di quello che si era stimato. Quindi è evidente che se i piani avessero agito al pieno delle loro forze, probabilmente avremmo avuto un effetto ben diverso e saremmo in una situazione ben diversa, ma questo non vuol dire che adesso dobbiamo ovviamente arrestare le questioni, dobbiamo continuare ad agire in modo risoluto, andando a prendere una cosa che è venuta fuori oggi: la politica, i cittadini. In mezzo c'è condivisione, c'è coerenza, c'è secondo me un approccio anche abbastanza unito delle istituzioni, al di là adesso del discorso del dibattito sempre acceso con le regioni sul ruolo nazionale, però comunque c'è un'unità di intenti. La parte politica, diciamo, che fino ad oggi non ha ancora avuto il coinvolgimento, così come i cittadini, invece sono temi importanti. Si diceva è la politica che deve trascinare i cittadini, io dico non lo so se sono i cittadini che devono trascinare la politica o viceversa, perché è chiaro che una cosa in cui abbiamo fallito finora è stato il coinvolgimento dei cittadini, perché se quella misura che quota il 10% nella realtà sulle biomasse, se è così è perché evidentemente non si è riusciti con i cittadini a far capire quanto il loro ruolo sia centrale sul tema. Basta, come mi dicono i tecnici, migliorare l'utilizzo di una stufa per ridurre le emissioni del 50% anche a parità di stufa, anche senza cambiare la tecnologia. È un dato enorme, cioè vuol dire che basta un impegno di una persona per ridurre in maniera sostanziale le emissioni. Quindi a livello nazionale è chiaro che il Ministero dell'Ambiente è una parte della questione. Noi abbiamo provato dal primo accordo del bacino padano a fare un'operazione di condivisione con gli altri ministeri e soprattutto di coinvolgimento. Fino al 2013 eravamo quasi sostanzialmente da soli. Dal 2013 è cambiato qualcosa. Le politiche nazionali anche degli altri ministeri, anche in assenza dell'ambiente, sicuramente prende in considerazione il tema dell'aria come un tema importante, non probabilmente ancora un tema centrale, ma sicuramente ci stiamo provando a fare in modo che tutti vedano il tema della qualità dell'aria non come una scocciatura, come si è detto anche stamattina e come spesso avviene, ma come una questione che è un dovere dell'autorità centrale da perseguire e da tutelare. Noi stiamo dando molte risorse, come sapete, alle regioni, soprattutto a quelle del bacino padano, per tutte le politiche, e stiamo provando, adesso il decreto legge è uscito da poco, no? Il 131 istituisce una nuova cabina di regia a livello nazionale a cui parteciperanno anche le regioni. È un qualcosa a cui noi teniamo particolarmente, che non deve essere solo una leva di diciamo risoluzione della procedura di infrazione, ma che deve essere un qualche cosa che ulteriormente rafforza quella collaborazione istituzionale che è essenziale anche immaginando la nuova direttiva. No? La nuova direttiva, come dicevo all'inizio, è una sfida colossale, no? Dice, dimezza i valori limite che oggi non riusciamo a rispettare, quindi figuriamoci. È una sfida, ma è anche una bella sfida. I piani, sentivo stamattina il dottor Giannò diceva tra qualche anno rifaremo il piano, temo che qualche anno sia in realtà qualche mese, perché qua con la nuova direttiva saremo costretti subito a rifare i piani e capire l'orizzonte temporale. Ecco, in questo noi come Stato vogliamo esserci, vogliamo rafforzare la nostra posizione nel recepimento della direttiva. Chiaramente potremo anche rafforzare la parte nazionale, questo poi ovviamente lo discuteremo in fase di recepimento, però l'importante, ecco, è che l'attività centrale c'è, la cabina di regia, ripeto, il decreto legge fa questo mestiere, ci sarà questo decreto da 500 milioni di euro sui grandi comuni, che ovviamente grandi comuni e province, che lo Stato ovviamente farà a brevissimo per supportare il tema della mobilità, andando proprio incontro a quello che diceva il dottor Zampetti, cioè non cambio dei veicoli ma cambio delle abitudini. Quindi andare sui servizi e non solo e semplicemente, come abbiamo fatto spesso, sul cambio dei veicoli. Quindi il tema è coinvolgere, è riuscire a inserire anche la parte cittadini e politica a tutti i livelli, non solo politica ambientale, perché chiaramente quella è coinvolta e anche l'assessore credo dopo lo farà capire bene. Il problema appunto è che è una sfida grande che
penso e spero, insomma, riusciremo ad affrontare sempre in maniera più concreta. Il tema dei cittadini, ripeto, è un tema secondo me centrale, che non siamo riusciti, ripeto, a livello nostro probabilmente a chiudere in maniera concreta, e che immagino, almeno per quanto riguarda il Ministero, è un po' il tema più importante che dobbiamo affrontare. Per ora mi fermo qui, poi se ci sono altre domande. Grazie, sì, vediamo insomma se riusciamo a risponderci reciprocamente. Quindi passerei la parola a Luca Marchesi, direttore generale Direzione Tutela e Sicurezza del Territorio per la Regione del Veneto. Ma io partirei dalla considerazione che ha fatto Romeo Romeo commentando la relazione di Luca Zagolin, sul fatto che dell'inquinamento atmosferico noi oggi sappiamo tutto. Io credo che sia proprio così. Cioè le regioni, in particolare le regioni e le ARPA, hanno studiato per 20 anni il funzionamento del fenomeno di inquinamento atmosferico, in particolare nel bacino padano. Quindi è vero, si sa più o meno tutto, cioè quali sono gli inquinanti, quali sono i determinanti, i fattori di pressione, come reagiscono i modelli, l'efficacia delle misure, si è in grado di stimare l'entità, la magnitudo economica dei finanziamenti che servirebbero per renderle efficaci. C'è un quadro di conoscenza molto forte. Dopodiché le regioni che hanno promosso questi studi e li hanno realizzati, il progetto PRAPER è forse quello più noto, ma ve ne sono altri, hanno anche fatto i piani di qualità dell'aria, diciamo da 20 anni. I risultati ci sono stati, sono risultati impressionanti se uno li guarda in maniera, come dire, asettica, oggettiva dall'esterno. Parliamo di un dimezzamento, di più, riduzione in certi casi del 50, 60, 70, 80% degli inquinanti e delle concentrazioni. Alcuni inquinanti sono sostanzialmente scomparsi, no? Il biossido di zolfo, il monossido di carbonio, alcuni sono scomparsi. Quindi io credo che le regioni abbiano fatto il loro mestiere, lo abbiano fatto bene e abbiano prodotto grandi risultati. La posizione delle regioni, non è che la dico oggi per la prima volta, però visto che parliamo di dimensione nazionale e sovranazionale, è che si sia raggiunto un po' il limite della possibilità di azione regionale. Quindi la Repubblica Italiana, perché questo l'avevo già detto credo anche l'anno scorso, ma è bene ricordarlo, la condanna europea non è delle regioni del bacino padano, è della Repubblica Italiana per i superamenti nell'ambito dei territori regionali. Quindi la Repubblica Italiana ha scelto costituzionalmente di organizzare l'azione normativa e amministrativa in materia ambientale in un certo modo. Quella normativa esclusivamente in capo allo Stato, quella amministrativa distribuita su 4 livelli di governo. Allora io credo che le regioni avevano fatto la loro parte, per questo hanno chiesto l'attivazione dell'articolo 9,9 del decreto 155, perché ritengono che vi sia una serie di misure che eccedono la possibilità di intervento regionale e sulle quali deve essere lo Stato ad intervenire. Per esempio, quello che ha detto Bortoluzzi prima, la collega Bortoluzzi, sulla qualità dei combustibili, della legna, dei pellet, tutto l'apparato regolatorio fa parte di un meccanismo di governo dei mercati che è al di fuori della potestà di intervento regionale. Ma lo stesso vale per le accise sui carburanti, per l'indirizzare il sistema industriale in una direzione piuttosto che in un'altra. Queste sono leve di macroeconomia, di politica industriale, di sviluppo, di tributi, di finanza, che non sono nella potestà delle regioni. Ecco perché noi abbiamo chiesto il 9,9. Allora il 131, il decreto che passa con il nome di decreto ambiente, che introduce questa cabina di regia, ecco, io credo che in questa direzione va uno degli emendamenti che, poi lo dirà penso l'assessore Bottacin meglio, che proponiamo come regioni, deve configurare chiaramente il ruolo di questa cabina di regia nel fare un piano nazionale. Perché altre volte, per esempio con il 121, quel decreto legge dello scorso anno che bizzarramente diceva
Siccome l'Italia è in infrazione in 10 regioni, 4 di queste, le regioni, devono fare il piano aria. Questa è veramente una bizzarria che nessuno ha ancora spiegato, no? Siccome la Repubblica Italiana è in infrazione su 10 territori regionali, 4 regioni, che non si capisce cosa c'entri già, ma poi perché solo 4, devono fare un piano aria. Allora, io ho sempre visto, spesso diciamo, anche nelle interlocuzioni con la Commissione, con la Corte di Giustizia, un non ben chiaro posizionamento dell'Italia su questo problema, come se il tema della responsabilità sull'aria fosse esclusiva delle regioni, cosa che non è. Poi dico anche un'ultima cosa, prima di magari do uno spunto anche al Presidente Sindaco Conte. C'è un po' la sensazione, no, e questo è l'errore che non devono fare le regioni, che più ci si allontana dalla concretezza dei problemi e più sì, si colgono magari le grandi visioni strategiche, ma sfugge la complessità, no? Perché la complessità noi a livello regionale la percepiamo bene. Ecco, allora certamente alcune azioni di supporto nei confronti dei comuni che devono esercitare meglio il loro ruolo, è vero, è un tema che è uscito prima dalla tavola di TTZ, devono però lasciare un livello di attenzione e di corresponsabilità, ripeto, di tutti e 4 questi livelli di governo, perché così almeno allo Stato, al netto di percorsi costituzionali futuri, ma così almeno allo Stato è organizzata la Repubblica Italiana. Grazie, grazie anche per aver sollevato diversi temi. Mario Conte, Presidente ANCI Veneto, regionale dei comuni. Grazie, innanzitutto grazie per questa opportunità di confronto, un saluto ovviamente all'amico Luigi Lazzaro e al direttore Giorgio Zampetti per l'introduzione, all'assessore Bottacin che ringrazio per il grandissimo lavoro che come Regione sta facendo sui temi ambientali. Io non vengo a fare però l'anello debole della catena, perché ho sentito tanto parlare delle responsabilità dei sindaci sul tema. Abbiamo capito che il tema della qualità dell'aria scarsa è colpa tendenzialmente dei sindaci. Allora noi siamo abituati a prendere parole su tutto, però qui io voglio anche difendere la categoria, nel senso che non è che se il governo indica, la regione pianifica, la provincia delibera e poi i comuni devono far rispettare polizia locale, andare dal cittadino a spiegare che non puoi lavorare, non puoi muovere la macchina, non puoi fare il pane e vini, tanto vengono tutti dal sindaco. Perché con queste modalità probabilmente i sindaci non partecipano e non aderiscono, e credo che il risultato sia questo. Allora forse dobbiamo uscire da una logica penalizzante e dobbiamo entrare in una dinamica premiante. Ecco che se noi entriamo in un percorso diverso dove la tutela dell'ambiente e dell'aria è un atteggiamento virtuoso, forse, anzi sono sicuro, perché abbiamo delle esperienze concrete, i sindaci partecipano tutti, ma quando partecipano i sindaci partecipano le comunità, perché la soluzione di questo problema sta nel riuscire a coinvolgere i nostri cittadini, perché a suon di delibere e di ordinanze e di divieti io credo che il risultato un po' alla volta lo otterremo, ma ci mettiamo molto più tempo di un cambio culturale che deve partire dal basso. Allora io dico che i sindaci, per esempio, sul tema del coordinamento hanno sottoscritto un protocollo aria, quindi tutti i sindaci delle città capoluogo si sono seduti attorno a un tavolo proprio per dare delle indicazioni ben precise e chiare, con l'obiettivo di essere un traino anche per i comuni piccoli. C'è da dire che la macchia di leopardo che ha caratterizzato le iniziative non facilita il coinvolgimento di tutti, e molte volte alcuni non hanno partecipato perché facevano fatica a capire il senso e gli obiettivi che si ponevano certe iniziative, seppur avendo tutti un unico grande obiettivo. Io porto un'esperienza che è quella della Grande Treviso, cioè certamente uscire da una dinamica comunale ed entrare in una logica sovracomunale. Però noi abbiamo cominciato a ragionare anche di politiche ambientali con 20 comuni che circondano la città di Treviso, raggiungendo una comunità di 350.000 abitanti dove tutti i sindaci partecipano regolarmente ai tavoli in modo attivo e propositivo. Tutti i sindaci partecipano in modo attivo e propositivo.
Abbiamo l'esempio di Bike to Work, che ha visto il coinvolgimento di 2.138 cittadini di questi 20 comuni, con 560.000 chilometri percorsi in bicicletta per andare a lavorare e 84 tonnellate di CO2 risparmiate, equivalente a 4.200 alberi in 20 comuni. Una politica premiante, non penalizzante. E quindi noi siamo fortemente convinti che deve cambiare il paradigma, perché se continuiamo a dire che i sindaci non partecipano, le comunità non partecipano, senza mettere in discussione le modalità che stiamo utilizzando, forse non stiamo centrando l'obiettivo fin dall'inizio. Però io ringrazio le province invece, perché stanno facendo un lavoro importante. Sarà anche mia cura sollecitare quei sindaci che magari sono un po' più restii, ma perché hanno anche caratteristiche della loro comunità che hanno esigenze lavorative, che fanno un po' più fatica, però escludo che i sindaci non abbiano la stessa sensibilità sulle questioni ambientali. Cioè tutti i sindaci hanno a cuore l'idea di avere un territorio sempre meno inquinato. Questo è assolutamente essenziale. E poi dico che, siccome tutte queste belle cose che oggi ci stiamo dicendo, per metterle a terra hanno un costo importante, e i costi di sicuro i comuni possono fare la loro parte, facciamo il nostro piano caldaie, più grande il comune, più caldaie riesce a sostituire, più piccolo è meno, ci sono contributi della provincia, però ci vogliono molte di più risorse se vogliamo intervenire in modo particolare sulla questione del bacino padano. E qui siamo entrati su una logica addirittura extraregionale, dove il sindaco di Treviso, sono contento che sia partito da Treviso, però mi interessa poco la maternità di questa cosa. Treviso, Venezia, Bologna, Milano e Torino si sono seduti attorno a un tavolo e hanno redatto un documento che abbiamo presentato sia a livello ministeriale sia a livello europeo, chiedendo fondamentalmente un aiuto, perché se vogliamo prendere per mano il tema dell'inquinamento del bacino padano dobbiamo avere gli strumenti, e tanti. Però ci sono delle cose, per esempio, che potremmo fare fin da subito. Se noi riuscissimo a detassare, per esempio, gli interventi in ambito di politica ambientali, per esempio sulla forestazione urbana, già riusciremo a recuperare il 15% delle risorse. Quindi voglio dire, questa è una cosa che non costa niente allo Stato, ma che darebbe la possibilità ai comuni di avere il 15% di risorse in più per la forestazione urbana nei nostri comuni, che sappiamo essere uno strumento molto importante per combattere il tema dell'inquinamento. Quindi io dico, i comuni e i sindaci non sono il problema, sono un componente della squadra che vuole giocare questa partita, lo vogliamo fare con grande determinazione, con degli strumenti che a volte sono un po' limitati, ma con anche la grande responsabilità di essere un punto di riferimento per la comunità. Cioè noi siamo i primi che ricevono le critiche anche pesanti dai propri cittadini nel momento in cui si trovano il mezzo che non può muoversi, l'iniziativa che non può essere realizzata, la limitazione della domenica, dello shopping, e quindi voglio dire, cerchiamo di capire anche perché c'è un po' di ritrosia da parte dei sindaci, perché non è che siamo tutti inquinatori seriali, siamo delle persone che vivono H24, 7 su 7, immersi nel rapporto con la comunità, e a loro dobbiamo dare risposte. Allora io sono dell'idea che dobbiamo partire fin dall'inizio, prima delle ordinanze e prima delle delibere, dalla condivisione con la comunità degli obiettivi, facendo capire che il futuro delle nostre comunità passa attraverso dei comportamenti virtuosi. Dal territorio, come abbiamo detto più volte. Allora, direttore Romeo, se ancora appunto è collegato con noi. Sì. Ecco, sì. Tante volte non è stato sottolineato anche adesso dal direttore Marchesi il tema della responsabilità, anche della responsabilità nazionale. Che impegni possiamo prendere in questo senso? Come replichiamo? Allora, è sempre un tema... Mi scusi, prego la regia di sì. farci vedere il direttore Romeo, altrimenti è difficile seguirlo. Mi vedete? Tanto ovviamente l'ascoltiamo, quindi prego. Sì, ci sono. Allora, è sempre un
tema un po' complesso che non è che mi piace affrontare sempre, soprattutto in questi contesti dove secondo me non stiamo parlando di questa cosa. Allora, anche perché ovviamente è un tema che riguarda forse ambiti e livelli anche un po' più alti del mio. Io non ho mai percepito nello Stato ad oggi un tentativo di scaricare sulle regioni le responsabilità, nel senso che con la Commissione europea non c'è mai stato un singolo incontro in cui sia stato il Ministero dell'Ambiente il primo interlocutore e il primo soggetto a parlare con la Commissione europea. Siamo assolutamente convinti che il tema sia un tema nazionale e poi eventualmente dovrebbe essere la parte interna, le indagini, la Corte dei Conti che va in automatico, se ci sono delle condanne poi a capire se ci sono delle responsabilità dei soggetti che erano deputati all'attuazione di una norma. Quindi il tema della responsabilità che esiste evidentemente, però non è che nei rapporti con la Commissione europea c'è stato un tentativo di scaricare nulla. È chiaro che il quadro istituzionale è stato rappresentato alla Commissione europea, come è normale che sia, ma non con l'intento di dire è colpa delle regioni, perché altrimenti non avremmo neanche partecipato e non saremmo sempre stati in prima linea con il tema. Quindi è chiaro che adesso il discorso responsabilità è un tema complesso che non è una cosa che si può discutere adesso, nel senso stiamo scaricando, le regioni stanno avendo la responsabilità. Se ci sarà una condanna e se ci sarà qualche cosa che verrà fuori dopo, si affronterà, ma ripeto, non è un tema che a livello centrale si sta discutendo come se fosse la priorità mettere le regioni in difficoltà, anzi l'approccio, e lo sanno le regioni, che c'è sempre stato il Ministero dell'Ambiente, è di totale supporto all'azione regionale, sia da un punto di vista finanziario sia da un punto di vista normativo. Tutte le norme di cui parlavate prima in realtà nella gran parte o ci sono o sono in programmazione, cioè quella sulla velocità autostradale già c'è, quella sulla qualità dei combustibili è pronta, volevamo metterla nel 131, poi non c'è andata dentro per altre questioni, ma insomma è sicuramente una delle misure della cabina di regia che verranno individuate. Il decreto 121 è un decreto che nasce anche da interlocuzioni con le regioni, quindi non sono convinto che sia stata un'iniziativa nazionale tout court, quindi sicuramente andrebbe discusso un po' meglio. Quindi tema responsabilità, quello che posso dire è che l'impegno dello Stato a continuare la sua azione di supporto, anche ampliandola con una più strutturata partecipazione anche degli altri ministeri, c'è. La cabina di regia, ripeto, è una delle risposte e io mi auguro, e tutti, anche il Ministro, che questa sia un ulteriore step del processo, insomma, di risanamento della qualità dell'aria e di coinvolgimento nazionale. Quindi da questo punto di vista ci siamo. Del resto io come divisione gestisco quasi 4 miliardi di euro destinati alle regioni e alla qualità dell'aria, di cui almeno 1,5 miliardi, ma sicuramente anche di più, sono destinati esclusivamente alle regioni del bacino padano. Certo, i tempi sono non brevi, alcuni fondi vanno anche fino al 2035, quindi sicuramente una dilazione che riduce in parte l'efficacia, ma comunque i soldi ci sono. Abbiamo finanziato già 35 progetti in questi ultimi 2 anni delle 4 regioni, stiamo procedendo molto bene da quel punto di vista e anzi le regioni stanno lavorando veramente tanto sul tema dei finanziamenti. Quindi le prospettive positive ci sono, insomma avremo modo nella cabina di regia di discutere anche del tema della responsabilità, di questo ne sono certo, quindi sicuramente non ci tiriamo indietro ed è un tema che si affronterà. Grazie. Direttore Marchesi. La condanna in realtà c'è già, no? Per cui come tutti sanno, manca soltanto capire il quantum, per cui
Ma al di là di questo, cioè il tema non è delle responsabilità dal punto di vista della condanna, il tema è delle responsabilità dal punto di vista delle azioni da fare. Ecco, per questo noi abbiamo insistito a lungo sul 9,9, per questo adesso riteniamo che la cabina di regia nazionale introdotta dal 131 debba configurarsi chiaramente come luogo in cui si fa un piano d'azione nazionale in cui possono essere attivate quelle leve che le regioni da sole non possono attivare, quindi che non diventi un piano poi, perché è vero, e Fabio Romeo voglio dire, lo ha detto e cioè noi lo riconosciamo che c'è un importante afflusso di risorse statali che in passato non c'è stato, no? Quindi questo è vero, però più che veicolarle sempre attraverso le regioni come se fossero appunto le regioni l'unico soggetto in grado di intervenire, noi crediamo si debba fare un piano di lavoro nazionale con un'attenzione maggiore, perché è vero che il 121 è stato predisposto sentendo le regioni, è vero anche che le regioni hanno dato un parere negativo, cosa che non succede sempre, anzi che succede abbastanza raramente in conferenza Stato-Regioni sulla struttura per come era fatta, ma perché è manifestamente illogica, no? Se ci sono 10 territori regionali in procedura di infrazione non si capisce per quale motivo 4 regioni debbano fare una pianificazione che hanno già. Invece c'era un altro tema che volevo toccare velocissimamente che mi pare interessante e utile da ricordare. Si è parlato della nuova direttiva. La nuova direttiva pone obiettivi molto sfidanti che poi cascheranno anche in testa ai sindaci, no? E per cui accresceranno il livello di nervosismo dei cittadini che con i sindaci hanno il primo interfaccia. Estremamente sfidanti. Ecco, su questo, anche su questo c'è stato un dibattito importante. Io quello che vorrei rappresentare è che alcune caratteristiche di questa direttiva e dei limiti che pone sono caratteristiche di non ragionevolezza, cioè si orientano verso i limiti raccomandati dall'OMS, che capisco, ma in una maniera che rende veramente molto complesso immaginare il raggiungimento di quei limiti in quei tempi. E mentre una cosa certa che genererà questa direttiva sono altre procedure di infrazione, quindi altre condanne, altre sanzioni. E bisogna tenere a mente che tutte le sanzioni, che potrebbero essere molto importanti, qualcuno dice la più alta sanzione mai comminata a uno Stato membro nella storia dell'Unione Europea, sono tutte risorse che si sottraggono alle politiche attive per il miglioramento dell'ambiente. Quindi pago delle multe invece di fare azioni utili a migliorare la qualità dell'aria. Ecco perché il giudizio su questa nuova direttiva dal punto di vista tecnico non può essere molto positivo, perché si pone un obiettivo di tutela della salute senza contemperare in ottica di trade-off alcune necessità. Vi basti solo sapere, no, ma credo che sia noto almeno agli addetti ai lavori, che si stima che per il raggiungimento nel 2030 di quei valori bisognerebbe ridurre dell'80% le emissioni prodotte nel 2017. Quindi cosa vuol dire? Tradotto in delocalizzazione di aziende, in chiusura di imprese, in deportazione di cittadini, sono cose complesse, insomma. Ecco, mettere un obiettivo molto ambizioso senza fare uno studio serio sulla fattibilità del percorso che porta a raggiungerlo rischia di avere un effetto controproducente, che è quello che dicevo prima, sanzioni che distraggono e distolgono risorse dalle politiche attive. Sì, sono sollevato da questo ultimo intervento. No, per fortuna io fra 3 anni smetto di fare il sindaco e quindi il problema sarà di qualcun altro. No, però dico che in realtà, cioè il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto, no? Nel senso che non possiamo non tener conto di quanto è stato fatto in questi anni e bisogna avere anche la forza, l'intelligenza di guardare i numeri con obiettività, nel senso che noi stiamo lavorando tutti con il massimo sforzo, il massimo impegno per un obiettivo comune e la situazione sta progressivamente migliorando. È altrettanto vero che se poi i parametri di riferimento sono quelli che ci vengono imposti dall'Unione Europea e sono di fatto, per gli strumenti che abbiamo a disposizione, per le caratteristiche del territorio e per le caratteristiche anche economiche del nostro territorio irraggiungibili, questo non diventa più una missione stimolante, diventa una missione impossibile, che comporta disagi, che comporta fraintendimenti, che comporta forzature, che allontanano i cittadini e la comunità dall'obiettivo anziché avvicinarlo.
Quindi io credo che questo sia il momento giusto dove dobbiamo far squadra, nel senso che al di là di dire, perché noi viviamo in un paese dove la responsabilità, un responsabile deve esserci sempre, tendenzialmente il sindaco, però voglio dire, dobbiamo uscire un po' da questa logica, dobbiamo sentirci tutti un po' più responsabili, tutti un po' più partecipi, e al di là dei piani, delle norme, poi io credo che il grande lavoro che dobbiamo fare è davvero culturale, e quindi anche qui l'investimento che dobbiamo fare sulle scuole, sulla cultura della bicicletta, sugli investimenti del TPL, sugli investimenti per le reti ciclabili, cioè continuiamo a parlare di investimenti che, se sono sostenuti, portano a un risultato. Se invece i comuni devono fare conto sulle forze che hanno a disposizione, questo risultato non lo otterremo mai. Siamo francamente preoccupati, e come dicevo per i sindaci, ma credo che questo valga anche per il nostro Paese, è meglio una logica premiante che penalizzante. Anch'io sono totalmente contrario al fatto che qualcuno venga multato, cioè quindi costringere qualcuno a pagare delle multe sottraendo quelle risorse agli investimenti. Ecco, io sono per gli investimenti sia in ambito culturale che in ambito infrastrutturale, in ambito anche ambientale, inteso come forestazione urbana, come iniziative varie di sostegno al trasporto pubblico. Ci vogliono davvero tante risorse, i margini ci sono, ci vuole anche la volontà, e quindi noi ci mettiamo umilmente a disposizione nel lavoro di coinvolgimento delle nostre comunità. Sappiamo che la comunità, più è semplice la regola, più facilmente la segue. Più è complicata la regola e l'obiettivo, difficilmente la nostra comunità lo segue, indipendentemente dalla volontà del sindaco. Grazie, io ringrazio ovviamente tutti i relatori e le relatrici che sono intervenuti finora, ringrazio il direttore Romeo che ci ha seguito per questa mattinata, e invito quindi Giampaolo Bottacini, assessore al clima della Regione del Veneto, e Luigi Lazzaro per le conclusioni di questa giornata. Quindi abbiamo detto tanti i temi che sono stati portati all'attenzione questa mattina, no? Abbiamo parlato di buone pratiche, la realtà dei territori che spesso è avanti, no? Rispetto anche alla politica in un certo senso, le buone pratiche ma anche tante criticità. Quindi Assessore Bottacini. Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie dell'impegno alla Lega Ambiente. Qui faccio solo un piccolo appunto, no? Perché nel disegno ci sono 6 monumenti in nero, uno per ogni provincia, invece Belluno è messo nascosto un po' dietro il Duomo di Belluno, un po' sfumato. Ci state mandando in Austria, lo dico da bellunese, ma insomma poi no. Poi mi rassicura il fatto che il Presidente di Lega Ambiente venga in ferie nel mio paese, quindi insomma sono contento. E quindi, a parte le battute, perché l'argomento è estremamente serio, complesso, come è stato visto prima, sono stati affrontati alcuni aspetti particolarmente importanti, che ritengo particolarmente importanti. Parto dal fatto che comunque la Regione del Veneto si è dotata già da 20 anni da un piano di tutela del risanamento dell'aria, che detta così sembra una banalità. In realtà, se noi pensiamo che 30 anni fa non c'era neanche il Ministero dell'Ambiente, e una volta fare l'assessore all'ambiente significava nei comuni organizzare la festa degli alberi e poco altro, ci rendiamo conto di come in questi 20-30 anni l'evoluzione anche da parte delle pubbliche amministrazioni sia stata importante, rilevante, grazie anche all'impegno messo dalle associazioni come Lega Ambiente, insomma, no? A sensibilizzare su questi aspetti. Quindi questo credo sia una cosa assolutamente
da sottolineare. È stato detto che probabilmente i cittadini non hanno ancora la totale consapevolezza, no? Quindi in questo caso forse sono arrivate prima le amministrazioni che i cittadini, di alcuni aspetti. Per esempio nel sondaggio che fa Legambiente, che io guardo con estremo interesse ogni volta che lo fanno, si rileva che c'è, soprattutto tra i giovani, si associa poco la scarsa qualità dell'aria con l'aspetto sanitario. E quindi questo probabilmente attira meno l'attenzione sul tema della qualità dell'aria, perché tutto ciò che impatta sulla salute ovviamente diventa prioritario rispetto a tutto il resto. Questo è un tema che emerge e che va affrontato. C'è però un aspetto che invece mi sembra positivo, che tra i giovani c'è la percezione del fatto che la qualità dell'aria in Veneto, nel bacino padano, perché poi dopo insomma l'aria non ha confini amministrativi, sia in miglioramento. Lo dico perché più di 30 anni fa, quando facevo l'università, si mettevano fuori le lenzuola a Padova, si tiravano dentro dopo mezz'ora che erano nere, però non c'era il dato, non c'era il riscontro, non c'era neanche l'ARPA, voglio dire, no? Ecco, quindi era difficile, avevi la percezione così del lenzuolo sporco, però non sapevi neanche bene cosa fosse, no? Oggi diciamo che è molto diverso. Io qualche anno fa ho fatto una conferenza stampa e ho presentato i titoli dei giornali di una quindicina d'anni fa, superati i 200 sforamenti nell'anno. Oggi non siamo a questo livello. Siamo soddisfatti? Assolutamente no. Assolutamente no, perché con la consapevolezza del fatto che la qualità dell'aria impatta sugli aspetti sanitari, è evidente che non è tanto il numeretto che ci dice l'Europa sulla normativa in vigore che deve essere l'obiettivo, no? L'obiettivo è quello di tendere a zero, sapendo che come nell'ambito della sicurezza non esiste il rischio zero, l'impatto zero non può esistere, ma dobbiamo tendere a questo. Ci preoccupa, è stato detto bene da Marchesi, i nuovi obiettivi, l'OMS fa il suo mestiere, si occupa di aspetti sanitari, quindi tende allo zero, però la normativa cogente che ti dice entro tot devi arrivare a questo da tutte le parti diventa difficilmente poi realizzabile, perché anche la tecnologia ha dei limiti e quindi noi stiamo cercando di fare tutto il possibile, i risultati stanno arrivando, quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta, ma se ogni volta mi alzi l'asticella diventa difficile arrivare a quel livello. Quindi maggior consapevolezza da parte dei cittadini, hanno ben detto più o meno tutti quelli che mi hanno preceduto, anche Mario Conte, fa sì che se il cittadino è sensibilizzato poi è partecipe di questa partita importante che coinvolge tutti, perché mai come su questo fronte tante gocce fanno il mare, e invece c'è tendenzialmente il fatto che ciascuno di noi singolarmente pensi che la colpa, se è una colpa, sia di qualcun altro. E allora accompagno il figlio a scuola in macchina, anche se la scuola è a 100 metri da casa, e magari mentre entra sto a guardare col motore in moto, no? Cioè queste sono apparentemente piccole azioni che però messe insieme possono dare un riscontro, come abbassare il riscaldamento di casa quando si esce. Io non lo posso fare perché ho il riscaldamento a pavimento, quindi non lo posso fare, ma quando avevo il riscaldamento a termosifone lo abbassavo, anzi lo programmavo, siccome sto fuori tutto il giorno è inutile riscaldare. Sono tutta una serie di azioni che possono dare un risultato. È stato evidenziato però, saluto Mario Conte, però io ti ho ascoltato, no, da quando sei sposato basta, non hai più libertà. Esatto. Allora, al di là delle battute, un altro tema che è emerso in maniera chiara e che voglio ribadire, ovviamente ringrazio il dottor Romeo che è sempre disponibile, anche oggi ha partecipato, però il dato oggettivo è che la Costituzione dice che la competenza legislativa in forma esclusiva in materia di tutela dell'ambiente è in capo allo Stato. È una scelta politica che è stata fatta. Per la verità c'è anche scritto che quella materia, pur essendo non concorrente, quindi in materia di competenza esclusiva, può essere trasferita alle regioni che ne facciano richiesta all'interno del processo di autonomia differenziata. Noi l'abbiamo chiesta, ma l'abbiamo chiesta
Perché poi lo Stato dice sempre sì, no, ma noi ci siamo, eccetera. Ma faccio un esempio che non tocca la qualità dell'aria, ma che è emblematico. Guardo anche Squarcina che sa di cosa sto parlando. Quando c'erano da mettere i limiti sui PFAS, questi inquinanti emergenti, io ho fatto presente che non potevamo farlo perché è una competenza dello Stato da 152 del 2006 e il direttore generale del Ministero disse che non era vero, ma la commissione bicamerale ecoreati fatta da parlamentari, dopo diverse audizioni, concluse che in maniera inequivocabile spetta allo Stato. Non è che noi siamo stati fermi, abbiamo agito come? Con atti amministrativi, quello che potevamo fare esponendoci a 54 ricorsi, non uno. Okay? È un esempio per dire che le regioni possono arrivare fino a dove possono arrivare, non è che possono andare oltre. E è vero che stanno arrivando delle risorse che in passato non arrivavano, però ricordo che la pre-bozza dell'accordo di bacino padano nasce nel 2013, poi viene definita bene nel 2016, sono passati 8 anni, ma lì dentro c'erano degli impegni da parte del governo che allo stato attuale non sono stati realizzati. Noi i nostri impegni più o meno li abbiamo realizzati tutti. Oggi in questi giorni c'è stato il dibattito, adesso si è un po' affievolito, non lo so, sulle accise, no? Sui carburanti. Quello era un tema. Un altro tema era quello dei limiti di velocità. Questi sono temi dove le regioni, i comuni, le province non possono entrare e sono passati 8 anni. Quindi non è che noi siamo i rompiscatole che diciamo non ne vogliamo sapere. Noi insomma i compiti per casa li abbiamo fatti. Si poteva far meglio? Boh, forse sì. Però è altrettanto vero che anche fare i compiti per casa non è sempre così facile, perché prima qualcuno ha citato il 121, no? Allora, il 121, che ha avuto il parere, come ha detto Marchesi, contrario delle regioni, non poteva avere il parere favorevole, ma per un motivo tecnico ancora prima che politico. Quando tu dici a 4 regioni su 10, non si sa perché le altre 6 no, ma insomma non importa, di fare i piani, e nella prima bozza era scritto in 6 mesi, vuol dire che non hai la consapevolezza del fatto che per fare un piano devi superare la valutazione ambientale strategica, che non dura 6 mesi. Devi superare l'approvazione della Commissione in Consiglio, la Giunta, il Consiglio, la Giunta, la Commissione e il Consiglio, ma prima devi andare in VAS e quindi in 6 mesi è tecnicamente impossibile realizzarlo, tant'è che pur avendo allungato i termini forse ci arriviamo noi e l'Emilia Romagna perché eravamo già in corsa con queste modifiche. Ecco perché noi a volte siamo visti un po' come rompiscatole dal governo, ma è perché noi cerchiamo di fare tutto il possibile e poi ci arrivano calati addosso dei provvedimenti che facciamo fatica a capire e invece i provvedimenti che noi chiediamo a volte non arrivano. Io mi rendo conto, ci è stato detto più volte, il Ministero dell'Ambiente non esisteva neanche, oggi esiste per fortuna, però questa è una materia che è interdisciplinare e spesso mi rendo conto, lo vediamo anche tra i miei colleghi, quando noi parliamo con i nostri colleghi in giunta e coinvolgiamo l'assessore ai trasporti, l'assessore all'energia, l'assessore all'agricoltura, ovviamente per loro non è una priorità questo, no? E quindi sono soggetti anche, come dire, alle opinioni dei loro stakeholders che magari, fra virgolette, tirano indietro e quindi diventa tutto molto più complesso e difficile. Questo lo sperimentiamo noi in Regione e posso capirlo che anche a livello romano sia la stessa cosa, no? Fra il MASE e gli altri ministeri, però come noi in Regione, fra virgolette, rompiamo le scatole ai nostri colleghi e cerchiamo di portare a casa i risultati, questo ce lo aspettiamo anche da Roma. Io poi sapete, lo dico dopo, non aggiungo a grandi altre cose, che ho sempre detto la normativa europea con i numeretti mi preoccupa un pochettino, no? Perché mettiamo 20, no, mettiamo 25, ma facciamo 10, cioè non può essere un gioco così, deve essere un gioco basato su aspetti tecnici, e l'ho detto prima, ma pongo un'altra questione che pongo da sempre. Il PM10 è la particella sottile con una certa dimensione, ma nulla dice la normativa sulla composizione chimica di quella particella. Che faccia bene i PM10, probabilmente nessun PM10 fa bene, ma che ci sia qualche PM10
con una composizione chimica più aggressiva rispetto a qualche altro, forse magari l'Europa dovrebbe porsi il tema. Lo dico perché i PM2,5 sono stati introdotti dopo i PM10 e quindi non è che la normativa deve essere necessariamente statica. Qualche approfondimento di carattere tecnico mi sembrerebbe necessario. Dopodiché concludo dicendo sulla questione, noi riteniamo di aver fatto i compiti, li abbiamo fatto peraltro insieme anche alle altre regioni. Io quando ho iniziato c'erano 2 regioni di centrodestra, 2 regioni di centrosinistra, ci siamo sempre trovati abbastanza d'accordo con qualche piccola lieve modifica o anche tenendo conto degli aspetti peculiari di ogni territorio. Adesso lo stesso, non siamo tutti dello stesso colore politico, però insomma andiamo avanti insieme. Noi ci attendiamo che ci sia una risposta da parte del governo che sia strutturale, strutturata, con degli obiettivi ben chiari e che il governo ci sia in prima linea, visto e considerato che nella scelta, questa sì politica, quando furono definite le materie di legislazione esclusiva statale, si è ritenuto che il governo dell'ambiente debba essere in capo allo Stato. Io ritengo che anche adesso debba conseguire il fatto che lo Stato sia in prima linea. Poi noi ci siamo tutti, l'abbiamo sentito stamattina, i sindaci ci sono, le province ci sono, speriamo che ci siano ancora un po' meglio, insomma, che tolgano la Del Rio e tornino a essere un ente strutturato, le regioni ci sono in maniera importante, però penso che lo Stato debba essere davanti a tutti in prima linea per affrontare la questione in maniera assolutamente razionale, ma senza abbandonare nessuno dei 4 livelli di governo, perché se tutti, lo dico amichevolmente a Romeo, ma insomma l'ho detto anche al Ministro, se un po' tutti e 3 i livelli di governo, Comune, Provincia e Regione, si sentono come dire, un po' da soli, forse anche lo Stato deve porsi anche questa domanda: perché si sentono un po' da soli tutti? Forse abbiamo fatto tutto il possibile noi come Stato, o forse c'è ancora qualcosa da fare? Noi ci aspettiamo qualcosa di più, ecco, tutto là, e lo diciamo a chiare lettere, e lo dico perché nel 121 abbiamo votato contro, cosa che succede rarissimamente in conferenza Stato-Regioni, e prima di votare contro non è che non ci pensiamo, soprattutto se il colore politico è uguale. 3 regioni di bacino padano hanno lo stesso colore politico di chi sta al governo oggi. Se nel momento in cui noi affrontiamo le tematiche, le affrontiamo in maniera tecnica, l'aspetto politico viene meno, cioè passa in secondo piano. Se noi, quando abbiamo firmato l'accordo del bacino padano, da quel momento abbiamo sempre rotto le scatole al governo per avere garantito l'impegno che c'era stato lì dentro, perché l'impegno era delle 4 regioni ma era anche del governo, è perché ce lo aspettiamo. Se chiediamo l'articolo 9,9, mi pare che sia, adesso non ricordo, del 155, è perché riteniamo che anche lo Stato debba fare la sua parte. E se c'è un'emergenza, non mi piace chiamarla emergenza, ma un problema strutturale importante che riguarda tutti i cittadini di 10 regioni d'Italia, noi pensiamo che sia sicuramente un elemento che debba necessariamente portare lo Stato a essere protagonista di questo, dell'affrontare questo problema. Poi noi ci siamo tutti e non scappiamo. Devo dire, il fatto che ci siamo è perché poi dopo, se uno va a vedere il nostro piano aria, non è che abbiamo dormito, no? Perché rinnovo flotta trasporto pubblico locale su gomma, rinnovo mezzi di trasporto pubblico locale per la navigazione lagunare, interventi riguardanti la navigazione interna, mobilità ciclistica, logistica, materiale rotabile, elettrificazione linee ferroviarie, interventi in infrastrutture a alta velocità, incentivazione parco veicolare privati e imprese,
efficientamento energetico degli edifici, incentivazione e efficientamento patrimonio edilizio imprese, incentivazione turnover tecnologico impianti biomassa legnosa, bandi, adesso detta così, insomma sembra anche complicata, rottamazione delle stufe, no? Quella che noi facciamo da tanti anni, e dove abbiamo impegnato decine di milioni di euro, no? Ma anche sulla rottamazione delle vecchie auto, che poi tanto vecchie non sono, perché arriviamo fino all'Euro 5, tutte quelle che hanno per i diesel, l'Euro 4 per i benzina, quindi insomma sono tutte misure che dimostrano che non è che abbiamo dormito, si poteva fare di più, forse sì, però se noi mettiamo in fila, e tolgo gli investimenti sulla TAV dove noi non c'entriamo, è più di 1 miliardo di euro investito negli ultimi 6 anni, dal 2018 ad oggi. Allora, noi i compiti per casa li abbiamo fatti, ma se noi mettiamo 1 miliardo di euro, ricordando che la CGA di Mestre ci dice sempre che l'82% delle tasse imposte in questo paese vengono incassate dallo Stato centrale, cioè o lo Stato ci dà maggiori risorse oppure ci aspettiamo che lo Stato entri in gioco anche lui direttamente mettendoci delle risorse per coprire delle misure che sono assolutamente strutturali e importanti. Ecco, io ho sottolineato questi aspetti perché, per dire cosa? Per dire che noi i compiti per casa li abbiamo fatti e non sono ancora sufficienti, quindi continueremo a farli, però ci attendiamo da parte del governo nazionale un impegno ancora maggiore rispetto a quello che ci ha messo fino adesso. Lo dico senza alcun tipo di sgombero al campo, di questioni polemiche o partitiche o di colori politici, no, semplicemente dal punto di vista tecnico, per tutti i motivi che ho raccontato fino adesso, facendo annoiare tutti perché siamo alla fine di una mattinata lunga e impegnativa, visto che il tema è particolarmente complesso e impegnativo. Però era importante. Grazie. Quindi Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto, e in chiusura Giorgio Zampetti. Sì, Belluno l'abbiamo messa lì sullo sfondo perché sta in alto, ci guardano dall'alto con sorrisetto beffardo, un po' tutti noi qui di pianura, perché l'aria che si respira lassù è un po' migliore, potevamo anche non metterla, no? Battute a parte, questa è proprio uno scherzo, perché invece, anzi, grazie a essere qui a TTZ di Belluno, perché significa che la comprensione del lavoro di squadra su fenomeni collettivi come quello dell'inquinamento dell'atmosfera dell'aria sia un segnale importante rispetto al fatto che c'è la volontà di lavorare insieme, e penso che sia un po' il filo conduttore, almeno per quello che ho potuto sentire oggi, rispetto alla volontà di realizzare politiche di bacino, e quindi questo lo riteniamo molto importante rispetto a quello che si è sentito dai TTZ, per insistere con l'informazione, la formazione anche di chi poi andrà a ricoprire dei ruoli come ad esempio quello del controllore, no? Quando c'è da poi fare verifiche sugli impianti ad esempio di combustione, dove servono anche professionalità e formazione degli enti preposti per svolgere al meglio il loro lavoro, così come sulla comunicazione, tante attività di comunicazione importanti che ci fanno ritornare al valore di comunicare, di essere presenti su un tema così complesso, come dicevo anche stamattina in apertura, senza l'approccio punitivo, cioè, ed è questo anche un altro elemento fondamentale, credo, su cui ragionare, che l'approccio punitivo fino ad oggi è stato l'unica risposta all'emergenza smog. Chiamiamola emergenza, noi per tanti anni l'abbiamo chiamata emergenza cronica, nel senso che ogni inverno si è ripetuta sempre questa condizione di difficoltà che poi ricade sulla salute. Però ecco, provare a affrontare non solo con l'approccio punitivo, che certo in taluni casi non può mancare, ma con l'approccio propositivo che oggi si è letto qui nell'impegno di tutti i livelli, a me sembra interessante. Tutti i livelli, perché il ruolo della Regione col piano regionale, quindi con la spinta a mettere in campo gli strumenti da parte e mettendo a disposizione le risorse, che sono quelle altrettanto importanti, che poi speriamo che siano sempre più corpose a disposizione degli amministratori locali, così come delle azioni stesse della Regione. Il fatto che in qualche modo, nonostante possa anche condividere con il direttore Marchesi il fatto che sono 4 le regioni che devono aggiornare il piano dell'aria, però ecco, aggiornare un piano, attualizzarsi rispetto alle condizioni intorno a noi, rispetto anche in qualche modo a quei limiti a cui forse faremo tanta fatica ad arrivare, ma che potrebbero restare il nostro obiettivo prima, ecco, prima di mollare i remi, per noi questo è molto importante, è anche questo utile a farci lavorare, a farci concentrare tutti su questo livello. E è positivo anche
il ruolo dei cittadini, io penso, perché non vorrei che ognuno fa quello che può e tutti fanno qualcosa, che ci dimentichiamo dei cittadini, perché forse c'è qualche comportamento scorretto, ma è anche vero che tanti cittadini stanno comprendendo la necessità di una transizione, ad esempio rispetto ai mezzi elettrici. L'unico incremento che abbiamo di vendite di vetture è quello delle auto elettriche, nonostante la crisi del comparto dell'automotive. Ci sono tanti cittadini che iniziano a ragionare, l'abbiamo visto, se volete col 110%, ma in realtà con la stagione dei bonus edilizi per la riqualificazione energetica, che tanti cittadini sono andati in quella direzione. Quindi ecco, anche i cittadini ci sono e fanno la loro parte. Mi metto dalla parte dei cittadini, che lo siamo come associazione della società civile, e lo dico perché è importante che se si deve fare squadra la si faccia tutti insieme, non cercando io non farò perché non fa quell'altra parte, ecco, facciamo tutti, stiamo facendo qualcosa, facciamolo tutti insieme, perché tendere a migliorare la qualità dell'aria è un obiettivo, credo, per tutti. La salute pubblica è la base, diciamo, delle relazioni umane tra di noi, insomma, tra tutte le persone, soggetti, agricoltori, industriali, attività produttive, chi più ne ha più ne metta, amanti del mezzo a motore, però tutti siamo consapevoli che la salute è un elemento fondamentale. E quindi continuare con l'informazione, perché se è vero che ci sono dei dati nei sondaggi che abbiamo fatto in questi anni che dimostrano alcuni ritardi, difficoltà a comprendere anche nelle giovani generazioni o segnali positivi, è anche vero che le percentuali, se poi andate a riguardarvi i dati, non sono così eclatanti, ecco, c'è sempre un margine di incertezza, no? Siamo a 60% piuttosto che poco più del 60% di comprensione o non comprensione corretta dei fenomeni, quindi significa che nell'incertezza c'è tanto spazio, tanto margine per portare ancora più informazione ai cittadini, e su questo, per quanto riguarda Legambiente, noi siamo e vogliamo continuare a essere in prima linea per dare un nostro contributo per fare in modo che non ci siano rallentamenti da questo punto di vista e progredire tutti insieme. Io mi fermerei qua perché ci tengo, ma l'ultima cosa che volevo dire è ringraziare Franco Sarto, perché ci ha portato un esempio di attivazione dei cittadini anche sul contribuire al conoscere da soli il fenomeno, quello della qualità dell'aria, attraverso la citizen science e le centraline, e facendolo, e questo è l'altro elemento chiave, ha ridotto quello che di solito invece succede con i fenomeni di inquinamento di qualsiasi genere, l'allarmismo, cioè facciamo citizen science, facciamo informazione per ridurre l'allarmismo e portare consapevolezza nei cittadini, e penso che sia lo stesso ruolo che devono espletare gli amministratori, gli enti pubblici e la politica, a cui, e chiudo veramente, noi chiediamo, lo stanno facendo, lo state facendo, ma noi chiediamo di espletare il proprio ruolo sempre più da leader e sempre meno da follower, per dirlo con una battuta, perché tante volte le spinte che arrivano, le pulsioni che arrivano dal territorio di particolari gruppi, di particolari categorie, tendono a far rallentare l'azione politica. Ecco, non abbiate paura, non abbiamo paura, nessuno di noi, del fatto che gli obiettivi da raggiungere, pur difficili, sono comunque una necessità per migliorare la qualità della nostra vita, e quindi continuate a fare i leader, continuate a espletare il vostro ruolo in questo modo, perché è necessario far crescere anche quelle persone che non hanno, diciamo, fino ad oggi non hanno dimostrato la volontà di voler crescere insieme, ma sono certo che ce la faremo. L'ultima cosa è ringraziare, mi sono scordato, portate pazienza all'inizio, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ci ha mandato una sua lettera, diciamo, di augurio di buon svolgimento di questa giornata. Spero che sia stato un buon svolgimento per tutti. Grazie Luigi. Direttore Zampetti. Sì, grazie, sarò molto sintetico, giusto pochi messaggi anche per lasciarci con qualcosa da fare fin da domani mattina, come siamo sempre abituati tutti quanti a ragionare. No, il primo messaggio che volevo dire è che, diciamo, oggi possiamo partire dall'assunto, così, diciamo, l'ho detto anche prima nel mio intervento, lo dico anche adesso, che sicuramente non sia una situazione stazionaria per quanto riguarda la qualità dell'aria, ma una situazione nettamente migliorata negli ultimi anni. Io ricordo che feci il primo rapporto che ho fatto per l'associazione nel 2005,
in cui ripresi una buona pratica di collaborazione tra Legambiente Veneto e l'ARPA Veneto che si chiama PM10 Tengo d'Occhio, quindi in cui il circolo di Padova in particolare faceva il monitoraggio dei livelli di polveri sottili nella città di Padova, e da lì poi partimmo con una serie di dossier, di iniziative diciamo quotidiane. Negli ultimi 20 anni l'ho seguito con molta attenzione. E mi ricordo che all'inizio, appunto, lo diceva prima Luca Marchesi, gli ossidi di zolfo, i monossido di carbonio, il benzene, insomma erano delle tabelle quelle più complicate, no? più gravi, anche diciamo, con i valori più alti. Ecco, ad oggi diciamo, se noi andiamo a fare il nostro rapporto malati, di fatto le tabelle lì nemmeno le mettiamo più perché non esiste più il problema. E anche i livelli di PM10 e di polveri sottili di fatto sono passati a livelli molto alti, 190, 180, 210 a volte in alcune città della Lombardia, a Milano mi ricordo appunto, come giorni di superamento. Oggi siamo a livelli molto, molto più bassi. Quindi di fatto il primo messaggio che volevo dare è che sicuramente qualcosa sta cambiando, è cambiata, e quindi evidentemente quando poi ci si mette tutti quanti insieme con politiche efficaci e anche misure molto chiare in cui, quindi, supportate a livello nazionale, regionale e locale, queste misure poi portano a qualcosa. Ora è chiaro che diciamo, fino adesso abbiamo ragionato su delle misure forse più semplici, nel senso che alla fine su alcuni inquinanti magari è bastato mettere normative sul tipo di carburante o diciamo, alcuni limiti emissivi, quindi è chiaro diciamo, fino ad oggi abbiamo lavorato sulla parte quella un po' più semplice, diciamo, senza affrontare poi il nocciolo del problema. Oggi ci dobbiamo affrontare, sì, il secondo punto che volevo evidenziare, un tipo di inquinamento che diciamo che è quello che rimane, quindi ancora non siamo riusciti a aggredire in maniera efficace, è quello più complesso, perché quando parliamo degli ossidi di azoto o del PM secondario è chiaro che non è basta cambiare il combustibile o cambiare la caldaia con l'alimentazione a gasolio o a metano. E lì è chiaro che bisogna intervenire diciamo, in maniera come dire, molto più complessa, diciamo, bisogna anche chiedere l'aiuto di altri settori. E quindi qui è il secondo punto. Il secondo punto è questo, e noi quando, cioè noi diciamo Legambiente Veneto, insomma noi come Legambiente, e qui ringrazio come ho fatto anche prima la Regione Veneto che ci ha fortemente creduto, in particolare l'assessore Bottaccin, quando abbiamo immaginato questo summit, l'abbiamo immaginato non tanto per fare, insomma, no, vediamo, per indicare di chi fosse la colpa dell'inquinamento atmosferico, l'abbiamo immaginato perché dicendo, visto che ci eravamo sempre spesso in tavoli, ma anche di discussioni, di osservazioni al piano dell'aria o di discussioni su un dossier che esce, su una dichiarazione che viene fatta o sul commento alla normativa su cui abbiamo punti di vista diversi, abbiamo sempre detto troviamo un luogo invece in cui ci incontriamo, capiamo qual è il problema e capiamo qual è il ruolo che ciascuno di noi deve esercitare. Quindi qui è il secondo punto. Io penso che fino ad oggi la parte ambiente, lo dicevo anche prima nel mio intervento, delle regioni ha fatto molto, e anche quello che abbiamo sentito oggi dimostra che si sta facendo molto anche in termini di piani di qualità dell'aria, di misure, di progettarle, di ragionarle, quindi insomma ci sono stati dei passi in avanti molto importanti. Però evidentemente se i livelli di inquinamento sono ancora oggi quelli, penso che bisogna iniziare a capire cosa dobbiamo aggredire di nuovo. E su questo diciamo, dissento leggermente da quello che diceva Marchesi, ma giustamente abbiamo, dire, è bella anche la discussione diciamo, sul fatto che l'unica soluzione sia quella di esportare o di portare fuori da quest'area non l'80% delle attività. Sì, no, ma è chiaro, ma lo dico anch'io, ne avevo parlato anche prima, quindi diciamo, capendo perfettamente il senso con cui si diceva anche prima, perché io penso che prima di arrivare a quella conclusione, poi magari sarà vero, io su questo non posso prevedere queste cose. Però io penso che noi abbiamo ancora due settori che sono importanti su cui dobbiamo lavorare ancora molto bene come è stato fatto sui motori delle auto. Quindi io prima dicevo è inutile che continuiamo a finanziare con fondi pubblici l'acquisto di una nuova auto, perché dopo l'Euro 6, dopo l'auto elettrica, nel senso che non è possiamo fare più, o si tolgono totalmente oppure non è possiamo fare più molto. Per cui forse invece che incentivare l'acquisto di un nuovo motore o la tecnologia di un nuovo motore che batte ancora di più le emissioni, forse invece possiamo ragionare su come da una parte incentivare il trasporto pubblico parlando di trasporti, ma dall'altra io penso che dovremmo fare le stesse cose, la stessa attenzione che abbiamo messo sull'auto, carburante, tipo di motore, controlli, multe, libretti e tutto il resto, forse possiamo iniziare a metterla sul riscaldamento, ma non soltanto la regione o soltanto il comune, soltanto il cittadino deve mettere poi i soldi per la pompa di calore, ma facciamo una politica europea, nazionale, regionale, locale sul riscaldamento, e questo è un punto importante, adesso non lo affronto se no potrei parlare troppo. E il secondo punto è l'agricoltura. Io su quello continuo a insistere, è vero che oggi diciamo, forse non ci sono gli interlocutori sul mondo dell'agricoltura, però noi stiamo lavorando moltissimo su quel fronte, l'abbiamo detto anche quando ci fu poi la protesta dei trattori di qualche tempo fa. Lì diciamo, se noi sull'agricoltura continuiamo a vedere la massimizzazione dell'agricoltura, del raccolto con le tecniche, con i modi che sono stati fatti fino adesso, è chiaro che ci mettiamo su un campo in cui io per forza dovrò spostare quelle attività, perché se io non posso ripensarle e quelle oggi emettono così tanto, l'unica cosa che posso fare è chiudere quell'attività e portarla in Puglia, non so, in una regione con più venti, in Sardegna, in una regione con meno inquinamento atmosferico. Però invece se io invece capisco
che quell'ettaro di mais o quell'ettaro di riso o quell'ettaro di grano possa averlo sempre con lo stesso reddito, con la stessa produzione, ma magari adottando tecniche o tecnologie o strumenti diversi che mi permettono di abbattere di molto le emissioni. Oggi ci sono queste cose, che poi di fatto è possibile praticarle. Io forse anche lì posso intervenire in maniera radicale. Quindi io l'invito che faccio in queste conclusioni è, così come abbiamo fatto in alcuni settori, e cito quello del trasporto e delle auto perché forse è quello che ha portato alla trasformazione più evidente in questi ultimi anni, iniziamo a farlo con lo stesso approccio comune, con i vari livelli di governo del territorio e delle politiche, diciamo anche sugli altri due settori. Io penso che se facciamo questo tipo di sforzo ovviamente possiamo fare molto ancora sull'incremento atmosferico in pianura padana. Poi ne capiremo anche che forse aumentando la qualità agricola possiamo forse anche ridurre un po' le attività. Questi diciamo sono tutti ragionamenti che oggi non faccio perché non ho gli elementi, però forse apriamo totalmente il campo alle possibili alternative che abbiamo davanti. Detto questo, insomma, quindi il lavoro di oggi e quindi anche il tema dell'incontro di questa mattina era proprio questo, insomma, trovarci al confronto, capire rispetto a una sfida apparentemente impossibile come quella citata dalla direttiva europea, quali sono i settori nuovi che dobbiamo aprire a fronte di uno sforzo che nessuno mette in dubbio, che sindaci, cittadini, regioni e ministero stanno mettendo in campo. Grazie. Grazie, siamo arrivati quindi a chiusura di questa mattinata. Ovviamente ringraziamo tutti i relatori e le relatrici che sono intervenuti, ringrazio anche il direttore Romeo se ancora ci sta ascoltando, quindi ci aggiorniamo al 2025. Grazie. Certo, ricordiamo sempre fuori che c'è un piccolo rinfresco anche per noi. Grazie.